Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera in base a quando ci state guardando. Siamo qui per il quinto campionato degli amici del kart Triveneto per la quarta tappa al Chioggia Kart. Stasera a commentare con me, oltre a me stesso, Tommaso Maffei, ci sarà Daniele Gianfagna pronto per darmi una mano in tutte le situazioni. Quindi avremo un po' di griglie da guardare. Siamo pronti, Daniele, sarà veramente interessante. Esatto, buongiorno o buonasera a tutti e quelli che ci stanno seguendo, e noi siamo qui felici di commentare questo quinto campionato della KT per appunto farvi divertire, far divertire i nostri piloti che sicuramente ci guarderanno e come loro ci saranno facendo divertire, insomma. Esattamente, adesso come possiamo vedere dalla grafichina, griglia di partenza, in prima posizione Ryder Simone Segato, poi Benito, poi terzo Turbos, quarto Giulia Milanese, quinto Miro, sesto Gioppi, poi in settima posizione Paolino 708, in ottava H, Hermes Capovilla, nono Gasoline, Fabio Manotto, decimo Lorenzo Zeni, Jarvis in undicesima e dodicesima Brazza, tredicesima Jimbo, quattordicesima Hector Fock, quindicesimo ed ultimo della griglia Piquet Paolo Logatelli. Quindi la griglia si comporrà così, siamo pronti. Batteria bronzo 3 e i piloti si stanno preparando, pronti e carichi per partire. Vediamo adesso che i semafori si stanno per accendere. I piloti sono carichi e si è partiti. Buona la partenza davanti di Ryder, che mantiene la posizione, gli altri seguono. Attenzione un attimo, che vanno tutti vicini. Molto bene qua le curve. Cerca di proteggere la posizione, i piloti dietro di lui sono molto accaniti. Adesso c'è un attimo di fase di studio. Ricordiamo comunque che sono dei kart noleggio, quindi bisogna cercare sempre di mantenere la velocità più elevata possibile per evitare di perdere giri e non accelerare abbastanza. Attenzione! Attaccato al retrotreno! Wow, vicinissimo Benito, anzi, Benito l'ha passato Benito, è in prima posizione. Passa Ryder, che rimane secondo, il resto della classifica non cambia. Per ora non cambia, ma comunque sono molto vicini. A gruppi di due. Attenzione, ci vuole provare dall'interno! Quasi, che rischio. Che rischio, ma attenzione perché potrebbe approfittarne Turbos, da quello che ho potuto vedere. Sono in 4 là davanti. Tutti vicini. Vicinissimi. Arriva anche il quinto, che non è poi così lontano. Sì, sono è tutti vero che lì. questi sono kart noleggio, però... E infatti Turbos ne ha fatti 2. Infatti. Cambia un po' la classifica questa volta con Turbos che passa tanti piloti, Benito scende e anche Ryder che da primo passa a quarto. Giulia sale anche di una posizione, quindi davvero incredibile. Anche Hector Fock che ha passato Lorenzo, che si è poi portato in 11ª posizione. Esattamente. Mentre ho visto anche che si sta unendo al gruppo di testa in quinta posizione Miro, quindi attenzione perché potrebbe venire fuori una bellissima lotta a 5. Per ora ci stanno facendo divertire e poco dietro c'è una lotta per la sesta, settima e ottava posizione. Vediamo come andrà a finire la situazione. Gioppi riesce a passare, Paolino 708 e anche Lorenzo 00. Tanti cambi di posizione nelle retrovie. Con Lorenzo che anche ha perso 2 posizioni. Esatto, Piquet che era riuscito a risalire partendo dall'ultima posizione di qualche posizione, ma adesso è sceso di nuovo. Per ora molto divertente questa gara in bronzo 3, 20 giri, per ora sono solo 3. Quindi davvero ci stanno facendo divertire. Guarda là dietro, dalla seconda alla quarta posizione. Attaccato, tenta l'attacco Ryder nei confronti di Giulia. E ci riesce. L'attacco avviene e passa in terza posizione. Mamma mia, fantastico. I primi 4 si sono distaccati, si sono portati avanti rispetto al quinto, che segue, cerca comunque di non far scappare il gruppo, ma è molto difficile perché girano davvero su bei tempi.
Esatto. Non vorrei sbagliare, forse anche Brazza, appena dopo il traguardo, quindi la classifica si aggiornerà poi dopo e vedremo se effettivamente è così, dovrebbe aver passato Piquet. È ancora in lotta, anzi, ancora in lotta. Rischia di perdere il controllo lì dietro. E attenzione, attacco di Benito nei confronti di Turbos. Che sportellate! Ma non fiancati in curva 1, mamma mia. Sono in 4, anzi sono in 3, dai. 3/4, comunque sono tutti lì, è davvero bellissimo. Anche dietro se ne stanno dando di santa ragione, dalla 10ª alla 13ª posizione. E alla fine effettivamente Brazza è riuscito a passare Piquet, da quello che possiamo vedere. Quindi la lotta tra loro è finita, mentre il primo si è allontanato un po'. Si è allontanato, si è portato già a qualche decimo, perché qui si parla di decimi, di distacco dal secondo, che comunque sta cercando di tenere testa il gruppo degli altri 4. E Ryder qui ha fatto una grande mossa d'attacco e ci prova subito Giulia nei confronti di Benito. Forse ce l'ha fatta. La telecamera purtroppo non ci dice se effettivamente è venuto il sorpasso. E nel mentre Turbo si sta Comunque allontanando. che spettacolo. Sì, grande gara fino ad adesso. Che spettacolo. Siamo a un quarto di gara e i piloti ci stanno facendo divertire. Sì, ricordiamo che Turbo ha fatto il miglior giro in qualifica con 40 e 961, quindi partiva terzo. Davvero grande gara fino ad adesso. Giulia alla fine è venuta ripassata da Benito. E quindi per ora si ritrova di nuovo in quarta posizione, mentre Turbos si sta staccando piano piano, ma Ryder non sembra volergli dare tutto questo spazio. Vediamo se si ostacoleranno e andrà a favore di Turbos, o se Ryder riuscirà ad andare a dargli fastidio nei prossimi giri. Comunque pista molto particolare, non è larghissima a livello di pista, ma tante curve, molto tecnica da vedere, tornanti che si scambiano con curve veloci. Una pista molto carina, devo dire. Sì, tornanti che poi con questi kart soprattutto sono davvero tanto difficili, poiché appunto, come avevi detto tu prima, se perdi velocità rischi di perdere tanto, ma tanto tempo. Esattamente. Intanto c'è stato un sorpasso. Tanti Vediamo sorpassi. la grafica. Mi sa che qualche pilota ha avuto delle problematiche. Joppy ha avuto delle problematiche, da quello che possiamo vedere dalla grafica, perché si trova in 13ª posizione adesso, mentre i due piloti di 14º e 15º attualmente non arrivano dalla grafica. Ecco qua, Jimbe e Piquet che hanno perso un bel po' di terreno. Turbos rimane là davanti, ma Ryder si vuole far vedere, e Giulia invece attaccatissima a Benito. Guarda lì come si fa vedere. Eccoli. Miro cerca di rimanere attaccato, ma non riesce in questo momento. Con Ryder che si sta avvicinando pian pianino, sta facendo il suo lavoro come deve fare. E come possiamo vedere adesso Giulia ha perso un po' il controllo, andando a forzare troppo sul cordolo, perché bisogna stare molto attenti ai cordoli alti in questa pista, perché possono far perdere molto. E nel mentre Jarvis è riuscito a guadagnare delle posizioni nei confronti di Lorenzo 0-0. Davvero una gara particolare, perché ci sta già regalando emozioni e mancano ancora 10 giri, quindi non so che aspettarmi dopo. Esatto. Diciamo che si è un po' tranquillizzata adesso dalla fase iniziale in cui eravamo. È un po' più tranquilla la situazione, ma stanno facendo comunque i loro calcoli i piloti in questo momento e devono pensare bene a cosa fare, anche perché da quello che ho visto Turbos insieme al gruppo di testa stanno arrivando ai primi doppiaggi, quindi bisognerà stare attenti. Una cosa interessante è che Turbos attenzione! fatto... Si sono toccati lì dietro. Mamma mia. E infatti sono Turbos e Ryder attaccatissimi. Turbos ha fatto anche il miglior il record. Però non trovo qui sul nostro... fatto un record di un 39,8, quindi
Sarà interessante, perché ha fatto, non so quando lo abbia fatto, se l'abbia fatto nelle prove o comunque in gara, però il tempo è stato segnato. Ok, ok, attenzione adesso perché Turbos è ancora attaccatissimo e stanno per arrivare ai piloti davanti. Ecco l'attacco di Ryder che tenta a toccare il retrotenere, Chiuso bene, a dare fastidio come fosse una GT3 in questo momento. Infatti ha chiuso guarda, bene anche Benito su Giulia, sì sì, in quella curva. esatto, e occhio ad avanti perché ci sono due doppiati che sono 14esimo e 15esimo, subito davanti a loro. Bisognerà stare attenti, infatti lascia passare. No, non lascia passare, non lascia passare. Ryder ne approfitta, Ryder ne approfitta. E forse Benito ne è Ah, ha uscito preso le meglio. gomme. Forse Benito ne è uscito meglio, no, non riesce a uscirne meglio Benito. Un po' di problemi con i doppiaggi da quello che abbiamo potuto vedere. E Ryder riesce a passare nei confronti di Turbos che perde la posizione. Sicuramente non contento in questo momento Turbos nei confronti dei doppiati. Con Lorenzo 0-0 e Jarvis che passano, Gasoline perde posizioni, Gioppi passa Brazza. Quindi anche nelle retrovie un po' di cambi di posizioni. Mentre Jimbe e Piquet rimangono 14esimo e 15esimo, in questo momento si ritrovano attaccate il gruppo di testa, appena doppiati entrambi se non vado errato. Con Ryder che rimane davanti a Turbos dopo averlo superato, però sicuramente Turbos proverà l'attacco. Un po' più staccato in quinta posizione abbiamo Miro che sta facendo la sua gara abbastanza in solitaria, cercando di rimanere. Attenzione all'attacco! L'attacco di Turbos su Ryder. Forse ce l'ha fatta. Sì, è davanti, è Wow, davanti. vicinissimo. È davanti con Gasoline che riesce anche a passare Jarvis, quindi torna in 10ª posizione. Comunque lì dietro non mollano. Stanno in lotta da praticamente 15 giri dall'inizio della gara. Che spettacolo questi piloti. Ah no, Nonostante Ryder è rimasto davanti. È rimasto davanti Ryder, quindi probabilmente è Turbos che l'aveva passato e Ryder poi l'ha ripassato. Adesso invece ci riprova, cambio di posizione, questa volta è davanti. Turbos è davanti. Adesso, ma attenzione a Ryder che è a favore della traiettoria, ma il cordolo non gli dà favore. E infatti è così, attenzione anche a Benito che proverà dall'interno dei confronti di Turbos. Mamma mia, che quel lotta. cordolo lì è stato molto difficile per lui perché gli ha allargato un po' la traiettoria. Sì, Ha dovrebbe destabilizzato. essere passato solo Turbos. No, la classifica dice ancora che Ryder è davanti. Sì, 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 effettivamente è così, effettivamente è così. Perché l'ha ripassato poi dall'interno. Dire che l'avresti mai detto che sarebbe venuta fuori una gara così spettacolare da questi piloti che comunque per noi sono in bronzo 3, quindi per chi guarda potrebbe sembrare una categoria molto più bassa, però in realtà con questi kart sono molto molto vicini Sì, sì. se sai guidarli, quindi escono fuori lotte davvero spettacolari, soprattutto se i gruppi sono fatti così bene. Esatto, diciamo che secondo me non è importante in che gruppo sei, ma se si hanno piloti dello stesso livello, ed è quello che stiamo vedendo, la lotta diventa Esatto. molto interessante per tutti, sia per i piloti che stanno correndo, sia per gli spettatori che stanno guardando, ed è questa la cosa che alla fine rende spettacolare questa gara, perché come possiamo vedere i primi 4 a 3 giri dalla fine sono ancora lì, attaccati e nessuno vuole mollare, mentre H in sesta posizione riesce a passare Paolino 708, riuscirà ad arrivare da Miro, non si sa, e attenzione Benito, anzi forse Giuli che ha tentato l'attacco. Quasi, Vediamo, e quasi. Benito, è Guarda, Benito guarda davanti. quanto è agguerrita quella ragazza. Benito è davanti con Giuli dietro, quindi probabilmente, Vicinissimo. mamma mia, mamma mia. Ryder mantiene ancora la posizione. Là davanti si sono divisi due gruppi. Pochi giri alla fine. Sì, Benito sta facendo di tutto per resistere a Giuli. Vediamo se riuscirà.
Stessa cosa Ryder su Turbos perché non vuole perdere la prima posizione, mentre Julie vuole prendere il podio. Ha buone possibilità. Ryder ancora davanti a Turbos. Mancano 2 giri, dai. 2 giri. E tutto può ancora accadere. I primi 2 sembrano aver alzato il passo rispetto al terzo e quarto. Oppure potrebbe essere anche Benito in grossa difficoltà dagli attacchi di Julie. Quindi attenzione, perché qui un errore potrebbe costare tantissimo, sia per l'inseguitore che per l'inseguito. Tanto manca un giro. Inizia adesso, last Vediamo. lap. La classifica rimane invariata, ma sono tutti attaccati. C'è ancora un bel po' di curve dove si può provare l'attacco. Ha mollato un po' Turbos forse. È un pochino Julie. Julie sì, e Benito potrebbe approfittarne. Vediamo se rimarrà invariata o ci sarà l'attacco. Abbiamo visto che nel tornante, appena prima del traguardo, ci può essere l'attacco senza problematiche. Quindi stiamo attenti a quello che faranno. Ryder sembra essere bene tranquillo. la staccata. Ryder è tranquillo. Ci prova Benito. Ma non riesce. Non riesce. E si conclude così. Adesso vedremo la classifica generale della gara. Comunque un'ottima gara, devo essere sincero. Ha divertito molto e veramente complimenti ai piloti che hanno fatto un grande spettacolo. Ecco quindi la classifica finale per la gara dei bronzo 3. In prima posizione Ryder, che riesce a vincere incredibilmente e prende anche i punti bonus per la pole e il best lap. Secondo Turbos, poi terzo Benito, quarto Julie, quinto Miro, sesto H, settimo Paolino 708, ottavo Hector Fock, nono Gasoline, decimo Lorenzo 00. Poi, come hai detto, c'è Joppy, che poverino ha perso un po' di posizione, si trova in undicesima, dodicesimo Brazza, tredicesimo Jarvis, quattordicesimo Jimbo e quindicesimo a concludere la classifica del bronzo 3 Piquet. Quindi prepariamoci per la prossima gara, perché sarà emozionante come questa. Eccoci qua, quindi pronti per la gara di bronzo 2 dopo un'ottima gara in bronzo 3 che ci ha fatto divertire dall'inizio alla fine. Vediamo i piloti in bronzo 2 cosa faranno. Con Nick in prima posizione e Rotto in seconda. Terza Deme, quarto il Conquistador. Quinto Joker, sesto Trivea. Settimo Muia e ottavo Toffa. Nono Nico MVB 93 e decimo Canopio. In undicesima posizione Bescia, dodicesima Rocket, tredicesima Kindred e quattordicesima Ton 86 e a concludere la griglia Vale 46. Quindi siamo pronti qua per la griglia bronzo 2. Vedremo i piloti se ci faranno divertire. Lo speriamo assolutamente. Vedremo che belle lotte verranno fuori. E qua tra poco si parte. Si è partiti. Con Nick che sembra riuscire a tenere la posizione nei confronti di Rotto. Sì, sembra così. Mentre nelle retrovie vediamo un Vale 46 un attimo in difficoltà nella partenza. Inizio abbastanza normale, con i piloti tutti vicini a formare un grande serpentone. Esatto, sì, inizio regolare, sono tutti ben allineati. Attenzione al sorpasso adesso in questa curva. Gran sorpasso, ma attenzione anche là davanti, perché ci possono essere delle manovre abbastanza interessanti. Con tentativi di attacchi. Qui arriva un tentativo d'attacco del terzo classificato di Deme, che in realtà ha ripreso la posizione sul Conquistador a quanto pare, quindi rimane così la posizione, mentre Nico MVP ha preso 2 posizioni, passa Muia e Toffa, e stessa cosa con 86 che passa Kindred. Esatto, per ora sembra iniziata bene questa gara, con Rotto che è vicinissimo anche a Nick.
Deme che si trova al centro tra il Conquistador e Rotto invece che sono lì a formare altri due gruppi. Esatto, si sta dividendo un po' la situazione soprattutto là davanti, mentre nelle retrovie ci sono delle belle lotte, con piloti che si guardano anche, attenzione, che tenta l'attacco qui, gli dice ehi guarda non provare l'attacco, qui ti passo io. Con Vale 46 che forse è passato qui in Dread, no, riesce Uh, traverso! mamma mia, gran traverso, gran traverso. Sì, ha preso anche le gomme un pilota, speriamo. Credo non si sia fatto nulla di grave, insomma. No, mi sembra che stiano continuando tutti tranquilli, nelle retrovie comunque grandi lotte, guarda che belle lotte nelle retrovie. Sì, un bel gruppone compatto. Mentre là davanti situazione un po' più tranquilla tra i piloti, con Nick ancora davanti a Rotto ed Emil il Conquistador che seguono. Ancora anche Joker che fa pressione su El Conquistador. Mentre Toffa ha passato Muya e poi attenzione perché un pilota è Canopium che ha perso tantissime posizioni, favorendo Bescia, Rocket e Tonno, e Vale 46 che riesce a passare Kindred. Sì, vale 46 che non ha fatto un'ottima partenza, ma comunque sta recuperando. Esattamente, esattamente. Vediamo cosa riuscirà a fare adesso Vale 46, dove riuscirà a passare, se riuscirà a passare. La gara è ancora lunga e tutto può capitare. Con i primi piloti che sono Nick e Rotto ancora in lotta alle vicine, si stanno studiando, è una gara di 25 giri, tutto può succedere, con Muya che passa e Nico MVB invece che perde delle posizioni. Ecco che arriva il gruppone. Situazione è più tranquilla nel gruppone, comunque sono sempre lì vicini, ma è più una fase di studio questa qua, dove è appena iniziato appunto il giro per Nick, mentre gli altri piloti sono ancora al quarto, ma sono in fase di studio anche loro. Sì, esatto, devono cercare di capire dove passare l'avversario per ottimizzare al meglio tutte le chance. Esattamente, esattamente, perché comunque non ci sono grandissime possibilità, una pista che comunque permette qualche sorpasso, qualche punto di sorpasso c'è, però è difficile vedere dei sorpassi proprio semplici, bisogna studiarli bene, con una piccola toccatina, anche con una piccola toccatina nel caso, perché comunque si è visto, un minimo di fisicità con queste carte si può mantenere. Comunque hanno tutte le protezioni laterali, non sono come i kart a due tempi, quindi riesci a dare qualche spintarella leggera, mettiamola così, per farti spazio. Esatto, esatto. Comunque Canopium che passa a Tonno 86, Kindred che passa a Vale 46, grande lotta nelle retrovie. Non riusciamo a vederla troppo a favore di telecamere, ma i piloti si stanno sicuramente divertendo nelle retrovie a fare vedere una lotta strepitosa. Mentre qua Nick e Rotto proseguono in disturbati, stessa cosa per Deme che invece proprio si trova distaccato sia davanti che dietro, quindi proprio in una situazione di calma più totale. Deve solo cercare di mantenere la posizione o se è al passo, ma a quanto pare credo di no perché comunque non è riuscito a tenere i due piloti davanti, deve mantenere la posizione a questo punto. Mentre ancora cambio di posizione alle retrovie con Vale 46 che passa a Kindred. Pazzesca la lotta tra i due piloti del fondo griglia che in qualsiasi caso stanno facendo vedere una grande lotta agli spettatori che vediamo di fianco. Con il team T-Rex, con Nick che è primo e Deme terzo, mentre il team PFV che sono secondo e quarto, quindi due team che in questo momento si lottano dei punti importanti e preziosi per la propria griglia e anche per gli stessi piloti, quindi molto molto interessante questa lotta fino ad adesso, con un Rotto che è ancora lì ad analizzare la situazione. Non ha ancora tentato un attacco, ma sta solo analizzando, cercando di capire
dove poter provare il sorpasso e dove poter azzardare la manovra. Distacchi poi dilatati su tutto il gruppo, come stiamo vedendo adesso. Molto spazio tra i piloti. Difficile, anzi impossibile provare un attacco per alcuni. Esatto, se non con una sportellata. Però invece qua dietro forse ci potrebbe essere un attacco. Eccolo, eccolo. C'è l'attacco e Vale 46 con Kindred. Si scambiano le posizioni ancora una volta. Mentre sta arrivando Nick e Rotto, quindi tra poco potrebbe esserci anche il doppiaggio dei primi due nei confronti delle retroie. Tutto è possibile e con le lotte che stanno avvenendo direi che prima o poi questa manovra avverrà di sicuro. Intanto godiamoci questi giri. Vediamo se vedremo qualche altra lotta. Sì, situazione comunque tranquilla rispetto alla gara bronzo 3 in cui abbiamo visto lotte dall'inizio alla fine, soprattutto nei primi 4. Qui la situazione, a parte nelle retrovie, è un po' più tranquilla, con ancora Vale e Kindred che scambiano posizioni, mentre Nick e Rotto sono lì davanti con i loro due che si stanno ancora studiando. E poi c'è subito Deme che non ha il ritmo dei due davanti, ma comunque ha un buon ritmo che lo mantiene distante dal Conquistador e il Joker. Ciao Paolo! Intanto gli altri sono molto distaccati. Aspetteremo anche i doppiaggi. Esatto, i doppiaggi potrebbero fare la differenza in questa gara qua. Tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro. Eccolo, Rocket e Canopium che passano Bescia. Bescia perde 2 posizioni e Kindred passa. Vale 46 ancora cambia di posizione dai due. Mamma mia, pazzesco. Stiamo vedendo soprattutto nelle retrovie grandi lotte molto pulite, quindi bravi. E occhio perché stanno sopraggiungendo Nick e Rotto anche in questo momento, come possiamo vedere dalla telecamera. Ecco là le bandiere blu che stanno svendolando. Con Vale 46 che ha fatto passare i due piloti. E adesso anche Kindred dovrà farli passare. L'ha fatti passare. Sì, esatto, non troppo agevole il sorpasso per Rotto, però Nick non si è allontanato per così tanto. Esattamente. Attenzione perché la situazione è ancora tranquillissima, soprattutto nelle posizioni dalla terza all'ottava. La situazione è molto tranquilla, mentre dalla nona in basso sono molto vicini tutti i piloti. C'è stato anche un ulteriore cambio di posizioni per Vale e Kindred. Continuano loro due a fare cambi di posizione costantemente praticamente. Ogni giro si sorpassano e controsorpassano, come se lottassero per la prima posizione. Ancora situazione quasi di stallo, si può dire. Sì, proprio uno stallo vero e proprio, effettivamente, con anche i doppiaggi in mezzo che non favoriscono di sicuro la situazione, con Rocket che riesce a passare Nico MVB93. Adesso siamo anche al 15° giro, quindi ormai la metà della gara è stata sorpassata. Ancora qualche giro, per l'esattezza 11, che potrebbero decretare un diverso vincitore da Nick. Però Nick per ora sembra essere molto costante e Rotto non è ancora riuscito ad attaccare, quindi bisognerà vedere effettivamente se riuscirà un attacco. Però in questi 15 giri non è ancora riuscito ad eseguire un attacco, quindi non so se riuscirà fino alla fine a provarci. Però qui questa situazione con i doppiaggi potrebbe dare un gran favore a Rotto, ma non sembra così. Vediamo la classifica, effettivamente non è così. Quindi ancora sei girato un pilota, Che rischio per gli altri. mi sa che rimarrà bloccato. Sì, è rimasto bloccato perché non ha la retromarcia il kart.
Bandiere gialle infatti sventolano nell'ultimo settore, come possiamo vedere. Anche nel primo settore segnalano bandiere gialle. Le bandiere gialle comunque non sembrano fermare i sorpassi, continuano i sorpassi anche sotto bandiere gialle, abbastanza pericoloso forse. Con il pilota che adesso riuscirà a ripartire, però ha perso veramente tante posizioni. E sicuramente anche doppiato, quindi adesso vediamo effettivamente chi sarà. La classifica ci dirà chi era il pilota che è stato coinvolto nella sbinnata, direbbero certi commentatori tecnici, mettiamolo così. Adesso appena la classifica ce lo permetterà vedremo chi è il pilota che ne ha subito il prezzo. E Kindred sì, Kindred che ha subito il prezzo e ha perso tantissime posizioni, quindi la lotta tra Vale 46 e Kindred quasi certamente è finita. A meno che Kindred non faccia delle manovre spettacolari nel giro di pochi giri, ma è veramente difficile. Con Nick ancora davanti a Rotto e Rotto ancora dietro che analizza, cerca di capire dove passare, ma non sembra avere il ritmo di Nick, non sembra avere quel qualcosa in più per passarlo. Esatto. Situazione molto tranquilla. Esatto, estrema tranquillità, soprattutto là davanti. Mentre nelle retrovie qualche lotta la vediamo ancora. Forse l'unica lotta che è un po' ancora distaccata è quella tra Rotto e Nick. Se no nelle lotte nelle retrovie qui vediamo un sorpasso pazzesco. Da capire se era un doppiaggio o se effettivamente era un sorpasso. Adesso vedremo poi dalla grafica effettivamente cos'era. Era un sorpasso con Canopium che ha passato Nico MVB. Attenzione qua, un altro sorpasso. Però forse era bandiera blu, perché ho visto in mano al commissario le bandiere blu. Probabile che sia stata una bandiera blu. Diciamo che in questo momento, in questa situazione, non è semplice comprendere tutta la situazione, però ci stanno facendo divertire comunque i piloti. Una gara un po' più statica rispetto a quella di Bronzo 3, ma comunque ha fatto vedere delle belle lotte, quindi per ora sono veramente contento di quello che stanno facendo i piloti in Bronzo 2. Esatto, anch'io. Sono molto bravi. Canopium che è ancora davanti a Nico MVB, che rimane ancora dietro, con Nick, Rotto ed Eme che non cambiano posizioni praticamente dall'inizio della gara, con 5 giri alla fine, con Nick che sta dominando. Potrebbe finire tra pochissimo la gara e chissà chi sarà il vincitore. La classifica rimane identica rispetto al giro precedente. Adesso Nick e Rotto passano in questo momento sotto il traguardo con il giro 22. Bandiere blu sventolate a un doppiato che si trova davanti a Nick e Rotto, quindi adesso vedremo effettivamente se gli permetterà facilmente il sorpasso oppure se darà un po' di difficoltà il doppiato. Vedremo, siamo giunti quasi alla fine di questa manche di Bronzo 2. Credo che le posizioni non cambieranno comunque. No, vedo poche possibilità di cambiamento, se non... attenzione, perché qui il doppiato ha dato fastidio a Rotto e Rotto ha perso tanto tempo nei confronti di Nick. Quindi adesso è molto più distante. Non sembra, ma è più distante rispetto a prima, quindi la situazione potrebbe complicarsi per Rotto, già era complicata.
per provare l'attacco a Nick. Adesso la situazione potrebbe essere ancora più difficile per Rotto, che si trova più distante e non si sa se riuscirà a recuperare così tanto nei confronti di Nick. Oltretutto a 2 giri dalla fine. Esattamente. Anzi, sì, 2 giri. Penultimo giro appena iniziato. Con le ultime curve da eseguire. Con Nick e Rotto ancora davanti, Deme tranquillissimo in terza posizione. Ed è il conquistatore Joker che si trovano in quarta e quinta. Ultimo giro adesso che passano sul traguardo. Esattamente. Passano sul traguardo, vediamo la classifica con Nick e Rotto che sono primo e secondo. Ultimo giro appena iniziato. Stanno ancora spingendo al massimo. Grandi lotte comunque in questa gara, Sì. soprattutto nelle retrovie. Ci hanno fatto divertire tanto nelle retrovie, devo essere sincero. Sì, è vero, poche curve mancano a Nick per tagliare il traguardo. Ecco l'ultima. Nick taglia il traguardo in prima posizione, secondo Rotto, terzo Deme. Esattamente, con l'unico cambio di posizione che sembra essere tra Bescia e Tonno 86. Quindi adesso, Esatto, all'ultimo giro. all'ultimo giro, possiamo dire fine gara della batteria del bronzo 2. Andiamo a vedere giusto la classifica finale per vedere effettivamente come è stata conclusa questa gara, con Nick che vince la gara prendendo il punto bonus della pole del best lap, secondo Rotto, terzo Deme, quarto il conquistador, quinto Joker, sesto Trivea, settimo Muvia, ottavo Toffa, nono Rocket, decimo Canopum, undicesimo Nico MVB, dodicesimo Bescia, tredicesimo Tono 86, quattordicesimo Vale 46 e a concludere Kindred. Eccoci qua, quindi pronti per la terza gara, griglia bronzo 1. In prima posizione abbiamo Erika, secondo Veteran David 05. In terza posizione Steve, quarto Cive. In quinta posizione King Rollo, in sesta Minimac. Settimo Legione 516, ottavo Filiberto. Nono Giova 76, decimo Zan. In undicesima Santa, in dodicesima Eric. In tredicesima Hamilton. E in quattordicesima Isame, che è in ultima posizione. Non abbiamo il quindicesimo questa volta, Daniele. Non abbiamo il quindicesimo, quindi lo abbiamo, non si chiama. Non si chiama, non l'abbiamo, ce li teniamo così. 14 piloti che ci faranno divertire per questa griglia bronzo 3. Abbiamo tanti piloti di vari team, quindi vediamo cosa riusciranno a fare. Partiti, attenzione perché Erika potrebbe perdere la posizione, forse ha perso posizioni, tanti contatti. Sì. Tanti contatti all'inizio della gara. Oh, rischio di incidente nelle retrovie. Ardali in 3 in quella curva. Mamma mia, guarda, tutti vicini. Adesso è la fase più caotica dopo una gara bronzo 2 che ha fatto vedere una gara molto lineare. Vediamo cosa aspettarci da una gara bronzo 1 che per ora sembra far faville. 26 giri come possiamo vedere, quindi un giro in più rispetto alla bronzo 1. I piloti diciamo che faranno un po' più di fatica rispetto a quelli della bronzo 2. Sì, comunque considera che la pista si sta gommando, quindi in teoria comunque dovrebbero girare più veloci. Si sono girati nelle retrovie. Eric alla fine non ha perso la posizione, mentre ci sono stati dei cambi con Minima che sale in quarta, Cive e King Rollo perdono posizione, Eric su Filiberto passa, poi Hamilton e Santa che si invertono di posizione, stessa cosa Bisame e Giova 76 che sono rimasti coinvolti anche in un incidente all'ultima curva, quindi hanno perso anche un bel po' di posizioni, cioè oltre alle posizioni hanno perso anche un po' di tempo. Vediamo adesso se riusciranno a recuperare, con Erika e Veteran David che si sono staccati dal gruppo, mentre Steve, Minimac e Cive sono molto vicini. E attenzione all'attacco adesso
del cambio di posizione tra bello. la sesta e la settima, se non vado errato, ed è infatti Legione 516 a passare King Rollo. Molto bene. Si è girato Si un è pilota. girato. Si è girato un pilota. Forse Bisame, sì, è Bisame. È stato Bisame a girarsi. E Hamilton invece ha perso tantissime posizioni. Santo Bisame e Giove 76 passano indisturbati. Molto bene per ora la Ci sono gara. già delle... C'erano delle bandiere gialle, sì, hai visto bene. Poi per un Sì, attimo sono tornate, poi sono sparite. Con Erika che rimane ancora davanti a Veteran David. E lì ci dietro sono le anche delle posizioni. belle lotte. Mhm. Sì, sì, per ora belle lotte un po' più frammentate rispetto a prima. Ci sono tanti gruppi con Filiberto che alla fine è riuscito a passare Eric. E Hamilton invece che è molto arretrato. Hamilton che ha iniziato la gara non nel migliore dei modi. Diciamo un po' come il vero Hamilton a Baku a questo punto, potremmo dire. Comunque c'è da dire che in bronzo 1 il miglior giro fatto da Erika è di 41 e 106, mentre Veteran David ha fatto un 41 e 109, 3 millesimi di differenza. 3 Sì, millesimi. ci sarà una grande lotta là davanti ed è quello che stiamo vedendo attualmente con Erika che è rimasta ancora davanti, ma Veteran David subito attaccato al retroreno che sta ragionando come un gran veterano a dove provare il surplus perché non è semplice, non è semplice. Non è semplice E perché... comunque lì davanti. È Ecco, lì, è lì. Vai pure, vai pure. comunque in seconda posizione sta studiando. E vedremo nel corso della gara che succederà. Per ora la situazione è abbastanza tranquilla su tutti i piloti. Qualche gruppetto da due persone, di due piloti ciascuno, che sono in lotta. Esatto, Steve, Minimac e Cive seguono ancora. Ok, come possiamo vedere, vari team. Abbiamo il CTR 99 in cui c'è Erika, mentre Zan del team Asturbo riesce a passare Eric. Abbiamo due piloti del team Asturbo, poi abbiamo Runner come team a pick up, VLF, che sappiamo tutti cosa vuol dire, Runner e BNB. BNB secondo me è uno dei migliori come nome, anche se Asturbo potrebbe essere decretato come migliore. Veteran David ha passato Erika, non abbiamo visto il sorpasso ma è riuscito a passare Erika e da quello che abbiamo visto effettivamente Veteran David sembrava andare un po' più veloce in questa fase di gara al sesto giro, quindi vediamo se Erika riuscirà a ribattere. È sempre lì attaccata, è ancora lunga la gara. Un po' di drift per Erika abbiamo visto, ha toccato leggermente il cordolo e ha perso leggermente il controllo, ma è riuscita a tenere molto bene il suo kart, perdendo anche poca velocità. Peccato, mi aspettavo, anzi, ero curioso di vederla lì proprio prima, invece comunque seconda, ma bravissima anche lei, Sì, sì, assolutamente. sta facendo una bella gara fino a questo momento. Diciamo che è ancora lunga la lotta, ci sono ancora 21 giri, 20 giri, scusa, 20 giri ancora da vedere, quindi è ancora lunghissima la gara. Gruppo già dilatato Con Giova che è riuscito e a passare Bisame, Hamilton purtroppo in 14ª posizione che è tanto distante dal gruppo, vediamo se riuscirà a recuperare. Però sì, sì, un peccato per lui. molto dilatato anche questo gruppo, a parte i primi due che ci stanno facendo molto divertire per ora con queste belle lotte. E anche dietro diciamo che ci sono dei gruppi di due piloti un po' meno raggruppati, i piloti del bronzo 1 rispetto a quello che abbiamo visto in altre griglie. Esatto, sì, rispetto proprio al bronzo 3, dove erano praticamente tutti attaccati. E anche al bronzo E... 2 dove nelle retrovie erano praticamente tutti attaccati. Esatto. Però ci stanno facendo divertire, vediamo adesso proprio Hamilton che è riuscito a passare in 13ª posizione, gran recupero dopo l'inizio non ottimo, è riuscito a passare Visame, quindi complimenti che non ha mollato e continua così a questo punto Hamilton. Esatto. Bel recupero comunque. Esattamente, comunque
Le posizioni dalla prima alla sesta per ora sono invariate, anche King Roll in settima posizione non cambia, Filiberto e Zan stanno in ottava e nona, decimo Eric, undicesimo Santa, e le posizioni per ora non sembrano essere invariate, con Giova 76 che Ecco, rimane Giova. dodicesimo. Tredicesimo dovrebbe essere Hamilton se non ha perso posizione, infatti è così. E quattordicesimo Bisame del BNB. Ripassano sulla griglia ancora attaccati Veteran David e Erika. Erika che non è in difficoltà ma non riesce a stare lì vicino a così vicino come era prima Veteran David nei suoi confronti, quindi bisognerà vedere un attimo, capire un attimo la situazione come potrà cambiare. Vediamo comunque che i piloti si stanno muovendo molto bene e sfruttano tutto quello che possono della pista, da come possiamo vedere anche dall'omino che ogni tanto vediamo in curva 1 a spostare e rimettere a posto le gomme a interno curva perché vengono spostate. Sì, esatto. Ogni tanto cercano i piloti di tagliare un pochettino e guadagnare qualcosina. E lui va lì e le rimette a posto. Esattamente. Diciamo che nella natura del pilota cercare di metterci il meno possibile, quindi stanno facendo un'ottima gara tutti, molto bene. Il pilota vuole ottimizzare la linea, Esatto. la traiettoria ideale, vuole Mentre farla Santa al meglio. del team Asturbo è riuscito a passare in decima posizione con Eric in undicesima. E attenzione ad Erika che adesso invece si è attaccata molto nei confronti di Veteran David. E adesso la lotta potrebbe farsi più interessante per la prima posizione, con Erika che sta spingendo al limite il suo kart, sta cercando le linee migliori per cercare di perdere meno tempo, magari provare un attacco. Gli separano centimetri e Santa, sì, Santa abbiamo visto già precedentemente che ha passato Erika. La grafica ci dice che effettivamente ha passato. Attenzione a Erika. Tanto drift, però è uscita molto bene. Sì, comunque come abbiamo detto, più fai pulite le curve con questa tipologia di carte, che sono quelle a noleggio, e meglio sarà la tua uscita, perché avendo comunque poca potenza, devi sfruttare al massimo la traiettoria. Esatto, la traiettoria La percorrenza. e la percorrenza, soprattutto la percorrenza è fondamentale con queste carte. Mi sembra di aver visto una manovra particolare lì dietro, invece è tutto regolare. È stata solo una mia impressione. Mancano 14 giri alla fine, intanto. Esatto, abbiamo passato la metà in questo preciso istante. Esatto. Quindi 13 giri adesso. Tanto il doppiato fa passare sul rettilineo, o quasi semi rettilineo, diciamo, sulla linea del traguardo. Esatto, molto, molto puliti comunque i doppiati, a parte in bronzo 3 che abbiamo visto un po' di difficoltà, in bronzo 1 e in bronzo 2 abbiamo visto comunque un'estrema pulizia da parte dei doppiati, quindi davvero bravi, che stanno facendo il loro lavoro molto bene e speriamo stiano facendo anche delle lotte, perché senza lotte non ci si diverte. Ancora Erika attaccata a Veteran David da ormai un bel po' di giri, dal sesto giro, quindi ormai quasi 10 giri nelle retrovie di Veteran David. E attenzione perché qua si era affiancato un attimo, ha detto ok mi affianco, qui gli ha dato forse una toccatina, a Veteran David, ma ne è uscito benissimo. Si è fatta sentire, mettiamola così. Mettiamolo in questo modo, esatto. E infatti ha perso qualcosina, però recupera sempre in questa curva. Fa l'ultima curva davvero bene. Poco da dire sotto quell'aspetto lì. Esatto, molto molto brava. E ne è comunque molto vicina.
molto Ora. attaccata. Sta pensando, sta ragionando. Nelle retrovie la situazione per ora rimane identica. I piloti Mi sembra che molto tranquilli. sembra proprio che il kart di che Erika faccia delle linee più pulite. Vedevo che il kart si muoveva comunque di meno, era più lineare nella guida. Vediamo effettivamente, sì, da quello che possiamo notare ha come possiamo vedere, un controllo del volante molto più lineare, mentre Veteran David sembra un po' più gli squisci via, per intenderci, gli scivoli via al Esatto, kart. infatti guardalo, guarda lì, vicinissima, vicinissima ora. Diciamo che ha difeso molto bene Veteran David qua all'interno, perché sapeva che lì all'interno è una curva in cui ci si può provare, però se ci prova ci dà una sportellata sicura. Quindi occhio qua, staccata. Non ancora, però guarda che lina. Sì, molto molto più pulita. Ha forse anche alzato un attimo il piede. È molto più interna, cerca di guadagnare il più possibile anche quel mezzo decimo per cercarlo di recuperare. Infatti nel primo settore che lo fa molto bene, recupera parecchio. Retrovie ancora invariate, molto tranquilla la situazione retrovia. Che stanno arrivando anche a 2 doppiati, quindi bisogna stare attenti per entrambi, perché Erika potrebbe approfittarne come potrebbe approfittarne Veteran David. E infatti Comunque qui molto, un molto doppiato, vicino. attenzione, perché forse un doppiato ha approfittato nei Bandiere confronti, blu. mentre Cive ha passato Minimac. Entrambi, Erika e Veteran David, passano molto bene, ma c'è stato qui un doppiato che ha approfittato bene della bandiera blu ed è riuscito a passare gli avversari. Vediamo adesso se dalla grafica ci dirà effettivamente cosa è successo. No, la classifica dice che è rimasta invariata la situazione nelle retrovie. Erika è riuscita a passare Veteran David? Ce lo siamo perso. Ci siamo persi il sorpasso un'altra volta. È incredibile, ci perdiamo sempre i sorpassi dei primi due là davanti, anche se stanno facendo vedere una lotta veramente pazzesca. Purtroppo non sono riuscito a capire quando è stato fatto il sorpasso. Attenzione, che incidente in curva 1. Che incidente in curva 1, mamma Non mia. l'avevamo neanche visto quasi. Che paura, che paura. Che paura per il pilota che è arrivato al contatto sia con le gomme che con i piloti che gli sono passati a fianco prima. Mamma mia, un attimo di paura. Speriamo stia bene, e da quello che ho visto comunque sembra stava abbastanza bene, anche perché ha continuato senza problemi. Quindi peccato per lui, perché sicuramente ha perso anche qualche posizione. Adesso comunque la classifica si aggiornerà e ci dirà cosa è successo. Legione comunque ha passato un Minimac in quinta posizione, adesso Minimac. E giri alla fine, anzi 5 giri alla fine. King Rollo passa Cive, Filiberto su Zan. Bello qui. Mentre Zan Santa è dietro, la situazione rimane invariata per i piloti delle retrovie. 22esimo giro, 5 alla fine. Ed Erika e Veteran David ancora in lotta per la prima posizione, mentre Steve del team APK sembra un po' più tranquillo nella sua terza posizione. Steve ha gestito bene la gara, comunque si è portato avanti, si è portato con un bel distacco rispetto al quarto e non ha il passo evidentemente per recuperare gli altri due lì davanti, i primi due, ma comunque in terzo posto non fa affatto male. Esatto, mentre ho visto in ottava e nona posizione uno scambio di posizioni, e attenzione all'attacco adesso di Veteran David, e avviene il sorpasso di Veteran David. Mentre cercavo di dire che Filiberto e Zan si sono cambiati, cambia anche la posizione tra Veteran David ed Erika, con Erika che a 4 giri alla fine perde la prima posizione, e adesso la lotta si accenderà in questi ultimi giri. È importante
per entrambi vincere questa gara. Erika adesso deve ristudiare bene anche i doppiati che potrebbero dare una mano. Attenzione perché la lotta tra i primi due ora ormai è diventata importantissima anche da vedere. Come possiamo vedere, la regia ci sta dando il favore di telecamere. Ci sono vicinissimi, attaccati come qualche giro fa. Con Erika che è un po' meno attaccata rispetto a qualche giro fa, ma proprio di centimetri. E Minimac è riuscito a passare Legione anche in quinta Esatto, posizione. è davvero di poco. Anche perché nell'ultimo settore ho visto che perde leggermente, anche se l'ultima curva la fa bene. Esatto, giro 25 di 26. E c'è anche un doppiato proprio davanti a Veteran David. Vediamo che lascia passare Erika, riesce a passare, però ha perso un qualcosina, proprio qualcosina. Purtroppo la curva non permetteva modi migliori per far passare qui il doppiato incolpevole nella piccola perdita di tempo di Erika, però è ancora lì. E ancora lì. Il povero doppiato si è trovato nella situazione sbagliata al momento sbagliato. Esatto, si è trovato in una Posto situazione sbagliato. pessima. Comunque Cive passa King Rollo e adesso Erika attaccata. Erika attaccata, può farcela a passare Veteran David, o Veteran David riuscirà a vincere la gara. Vediamo perché queste ultime curve saranno importantissime. Questa ultima tornata sarà importantissima. Si può provare l'attacco all'ultima curva. Vediamo se azzarderà oppure attenderà e rimarrà dietro. Molto bene la traiettoria. Mi sembra lontana. Azzardare una staccata qua non avrebbe senso. Purtroppo. Infatti Veteran David vincerà. Ha vinto Veteran David, quindi ottimo per lui. Bella gara questa, soprattutto là davanti nelle retrovie è stata un po' più tranquilla la situazione, da quello che abbiamo potuto vedere, però comunque una grande lotta da parte di tutti. Ora giusto un riepilogo della classifica finale, con la batteria bronzo 1 che vede Veteran David in prima posizione, ma attenzione perché Erika ha 2 punti bonus, arrivata in seconda posizione ma ha 2 punti bonus perché ha la pole più il best lap, e quindi a livello classifica è davanti a Veteran David, quindi molto bene. Ciao. Poi abbiamo Steve in terza, quarta Minimac, quinto Legione 516, sesto Ciba, settimo King Rollo, ottavo Zan, nono Filiberto, decimo Stanta, undicesimo Eric, dodicesimo Giova, tredicesimo Hamilton, quattordicesimo Bisani. Quindi adesso si passerà alla gara del Silver 2, quindi ci vediamo tra pochissimo ragazzi. Eccoci qua pronti quindi per la griglia Silver 2 dopo l'ottima gara in Bronze 1 che abbiamo visto, una lotta pazzesca per il primo e secondo posto. Adesso vediamo la Silver 2 con in prima posizione Pippo, in seconda vince 04, in terza Gonea e in quarta Teocoli, in quinta Agio e in sesta Juan Carlos, in settima Piolo e in ottavo Titan, non ha il Kuge o il Kuge, non lo so, André poi in decima posizione, Basami in undicesima e Bobo dodicesima, Dade in tredicesima, Lupo quattordicesima e a concludere Mad Meats che finisce la griglia dei Silver 2. Eccoci qua in griglia di partenza, pronti? Ci si sta preparando, 24 giri in questa gara Silver 2 e si è appena partiti. Bellissima. Ecco, abbiamo pure l'onboard in questa gara, ottima partenza da parte di tutti come possiamo ben vedere, un po' di contattini, ma nel complesso un'ottima partenza. Guarda che quanti contatti qua nelle retrovie, pazzesco. Tanti anche tentativi di sorpasso, un pilota qua ha perso tantissime posizioni, mentre là davanti la situazione sembra essere un po' più agevole. Vedi come alcuni rispetto alle categorie inferiori si cercano di buttare più con il corpo
per dare più grip alle ruote interne, diciamo. Sì, esattamente, esattamente. Eccoci qua C'è che già lotta tra i primi mamma quattro. mia, non solo tra i primi Che qui quattro. dietro. Si è girato un pilota, si è girato un pilota e vince 4, alla fine è riuscito a passare Pippo in partenza e da quanto ho visto ha dovuto entrare lo staff per rimettere dentro in pista Lupo che purtroppo si è ritrovato girato. Purtroppo per lui, sfortuna questa gara, dovrà recuperare se riuscirà. Esatto, vediamo se riuscirà a recuperare. Lo vedo che è ripartito nelle retrovie, però sarà veramente difficile recuperare per andare là davanti. Eccoci qua, quindi a ultima curva inizierà il secondo giro adesso. Guarda, il terzo e il quarto sono davvero vicinissimi. E infatti E c'è il infatti c'è il cambio. sorpasso. C'è il cambio con Teo Coli che passa a Gonea. Per il resto delle posizioni più o meno stabili, tranne Andre che passa a Bobo. Attenzione ai primi due, guarda, attaccato proprio alla scia. Quasi, Completamente. Ora quasi, c'era affiancato, quasi. era affiancato. Pippo ci ha provato nei confronti di Vince 4, ma non riesce. Molto molto vicino comunque Pippo per tentare un attacco. Qui un po' più lontano, però è uscito bene. Eh sì, Oltretutto è un, sta attendendo. Di cado. oltretutto è un pilota che sembra più basso di statura, il che gli dà un piccolo vantaggio essendo dietro un pilota comunque Sì, più sì. alto. Comunque dalla grafica Pippo è passato davanti a Vince 4, quindi ci siamo persi magari il sorpasso anche. Sì, Esatto, probabilmente è avvenuto tra curva 1 e curva 2. sì, perché di bassa statura sembra anche un ragazzino in confronto agli altri. Potrebbe anche essere, perché da quanto so ci sono molti piloti giovani anche qua negli Amici del Kart Veneto. Ed è bello vedere comunque anche questi ragazzi giovani pronti e carichi per correre contro comunque piloti un po' più esperti nei primi Veterani, testatori. esatto. E comunque vederla davanti non è male. Pippo ancora in prima posizione, seguita ancora da Vince 4. Teo Coli forse è stato passato da Agonia in curva 1. Non sono riuscito a vedere esattamente. Poi abbiamo il nostro solito amico in curva 1 che mette ogni tanto a posto le gomme. Perché tagliano un po' tanto ogni tanto e quindi toccano le gomme. Comunque qui, Tanti cambi di soprattutto su questi posizione. kart, Tanti cambi di sì, posizione esatto. da quello che abbiamo visto. Attenzione, qui il sorpasso. Madmitz perde la posizione. Madmitz è il pilota di cui dovremmo avere l'onboard, se non vado errato. Perde la posizione qua nei confronti di Basame. E quindi la posizione è stata persa. Adesso vedremo se riuscirà a recuperare, ma sembra Basame molto più veloce rispetto a Madmitz, almeno quello che stiamo vedendo in questo momento. Sì, esatto. Qui il peso del pilota conta tantissimo. I kart non sono tanto potenti come 125 due tempi o comunque 102 tempi, ma il peso si fa sentire soprattutto con questi e la velocità, come dicevamo, per le altre batterie, la velocità di percorrenza curva è molto influente. Sì, 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 diciamo che c'è una regola molto interessante che alla fine rende il tutto più pari, a livello pari per i piloti, e che i piloti sotto un certo peso vengono zavorrati fino ad arrivare a 80 kg, almeno da quello che ho potuto vedere dal regolamento è così, e quindi ottima scelta questa qua delle zavorre perché permette la lotta un po' più paritaria tra piloti che magari sono un po' più pesanti rispetto a un pilota che pesa 50-60 kg. Esatto, esatto. Comunque, nona, decima posizione, cambi di posizioni, passa il Cuge davanti ad Andre e Bobo passa a Madmitz. Madmitz un attimo in difficoltà, con Lupo ancora lì dietro in 15ª posizione che sta cercando di recuperare il prima possibile, anche se non è semplice per lui. Settimo giro e Pippo ancora davanti a Vince 4, la situazione si è un po' tranquillizzata in Silver 2, adesso Ha la colpito gara... anche le gomme il terzo pilota. Esatto, esatto. Adesso bisognerà aspettare con tranquillità quello che si farà effettivamente. Siamo di nuovo on board con Madmitz in questo momento, che passa adesso il traguardo. Comunque, come possiamo vedere, la pista è molto molto interessante, tante curve, sia lente che veloci.
Una pista molto tecnica, come abbiamo potuto vedere già negli scorsi appuntamenti, e soprattutto ha dei cordoli anche abbastanza alti che possono dare Sì. non poche difficoltà a kart del genere. Soprattutto nelle due curve dopo il traguardo, scusami, la quarta e la quinta curva, Sì, se prendi male la prima, la seconda non puoi tagliare proprio perché il cordolo alto sulla sinistra. esattamente, esattamente. Comunque, 8 giri effettuati, situazione abbastanza tranquilla, lotte sempre con due piloti circa. Sì, sì, vediamo che non ci sono grossi gruppi, ma ci sono piloti che comunque si ritrovano a fare lotta. Adesso abbiamo visto che Pippo è ancora davanti, abbastanza tranquillo, da quello che possiamo vedere. E Vince invece Sì. potrebbe venire attaccato da Teo Coli, da quello che vediamo. Sì, si è avvicinato tantissimo e è lì per provare il sorpasso. Eh sì, ci ha provato, ha fallito perché è andato tanto sul cordolo, ha perso anche un pochettino di terreno, ma vedremo se riuscirà a recuperare. Da quello che sta facendo vedere sembra avere il passo per sorpassarlo. Sì, comunque è rimasto attaccato tutto il giro, se non fosse stato per quell'errore probabilmente lo poteva passare in uscita o nella prossima curva, nella prossima staccata. Rischio per vincere. Mentre Pippo passa abbastanza tranquillo, Vince 4 è ancora attaccato da un ottimo Teocoli che gli sta facendo una giusta pressione là in seconda posizione. Ora si è affiancato, lo possiamo vedere poco dietro, affiancati. Adesso non più. Vince ha difeso benissimo la traiettoria in questo caso e rimane ancora davanti. Però l'uscita non è fantastica, infatti recupera ancora un po' Teocoli. Vediamo adesso Pippo anche che sta sopraggiungendo al 15° pilota che è Lupo, che dovrà Intanto lasciare cominciano spazio. a sventolare le bandiere blu, ciechi Esatto, doppiati. esattamente, Lupo che dovrà lasciare spazio a Pippo, mentre Teocoli è uscito molto bene qua. Vince non malissimo la curva, ma peggio rispetto a Teocoli. Ma in questa seconda fase di pista, in questa parte più tortuosa, Vince sembra andare meglio. Sì, lo distacca leggermente, poi perde tutto nel terzo e nel primo settore. Nel mentre Basame con Dade cambio di posizione, 11° Basame, 12° Dade. E adesso attenzione perché in mezzo... eccolo qua l'attacco di Teocoli nei confronti di Vince 4. Che mi sembra che sia passato in realtà. Sì, esatto, la grafichina potrebbe mentirci, però a me sembra effettivamente che Vince 4 sia passato. Adesso ecco il ricambio di posizione, ecco il ricambio di posizione. Cioè che Teocoli sia passato, Vince adesso è ripassato. Quindi ritornano le posizioni effettivamente come dice la classifica. Con Age e Piolo, di cui ci siamo persi la bella lotta e il sorpasso, però adesso vedremo se effettivamente ci sarà poi una manovra di riscatto da parte di Piolo. Comunque stanno dando davvero tanto spettacolo questi piloti, anche se la situazione per adesso sembra si sia calmata, ma vedo anche alcuni doppiaggi in gioco, quindi che potrebbero influire poi su una lotta, su una possibile Esatto, lotta. esatto, ecco adesso Madmits che viene passato da Pippo, appena doppiato da parte di Pippo. Madmits che adesso si dovrebbe trovare in 14ª posizione se non vado errato. Vedremo se effettivamente la grafica ci dirà così. Esatto, Madmits 14º. Poi ottimo lavoro ancora di Pippo, che si trova davanti abbastanza tranquillo. E ha preso un bel distacco dal secondo. Mhm. Ha il passo per restare davanti, quindi non serve gestire, però può evitare di fare errori, insomma. Esatto, vince 4, invece rimane ancora davanti ed aver staccato un po' Teocoli, però adesso si è riattaccato Teocoli nei confronti di vince 4, quindi la lotta per il secondo e terzo posto è ancora abbastanza
infiammata fino a questo momento, quindi può cambiare tutto da un momento all'altro, ma è ancora lunga per vedere effettivamente il risultato. Con Pippo che adesso taglia ancora il traguardo e passa al 14° giro, quindi metà gara ormai passata, non manca tanto. 2 giri in meno da quello che abbiamo visto dalla bronzo 1, ma ci può stare, ci può stare. Comunque gara bella lunga, comunque i piloti sicuramente faticheranno il giusto. Comunque la pista si sta sempre più gommando, anche se con questi kart che comunque sono a noleggio, sono gomme comunque più dure rispetto a quelle professionali, mettiamola così, però rilasciano, essendo comunque 15 kart per ogni batteria all'incirca, rilasciano comunque parecchia gomma. Esatto, esatto. Comunque, come hai detto tu, le gomme dei kart a noleggio sono fatte apposta per durare il più possibile, anche perché devono fare tanti giri. Non è come le gomme dei kart ufficiali, due tempi, cui si fa praticamente, non dico un treno ogni turno, ma un treno ogni gara, possiamo dire anche di sì. Sì, esatto, anche perché poi l'utilizzo della gomma da kart due tempi 125 con alta potenza, insomma, pensiamo un telaio KZ, eccetera, fa in modo proprio che la gomma scivoli, quindi si consuma molto di più rispetto a un kart a noleggio. Sì, sì, esatto, anche perché da quello che si può constatare sempre è molto più difficile girare con gomme nuove che con gomme usate nei kart 125, per il semplice motivo che con una gomma un po' più usata scivola un po' di più ed è più capibile la reazione del kart, mentre con gomma nuova sta attaccata a terra in una maniera impressionante, quindi, È diciamo difficile che... trovare il limite. Esatto, è difficile trovare il limite. Però qua, carta noleggio, c'è poco da pensare, c'è solo da spingere al massimo, tenendo i giri motore alti, perché più si tengono alti, più riesci a non perdere velocità e a sfruttare tutta la potenza di questi motori quattrotempi. Ancora Esatto, la quindi, situazione in classifica è abbastanza tranquilla, vai pure Daniele. esatto, quindi traiettorie pulite e si va. Esattamente. Con ancora on board di Madmits, che si trova sempre in 14ª posizione. So, No, sta facendo passare molto bene i doppiati. sì, sì, i non doppiati in questo caso, perché è lui doppiato. Sì, hai ragione, scusami. Ah, sì, I sì, non capita. doppiati. Capita, piccola gaff di Daniele Gianfagna, ma ci sta. Comunque, Silver 2, quasi arrivati alla fine di questo viaggio con questa griglia che ci sta facendo divertire soprattutto dalla seconda alla quarta posizione, con ancora la lotta tra Vince e Teo Coli super agguerrita. Esatto, sono ancora lì. Penso siano quasi una decina di giri che sono in lotta. Quindi immagino Vince sia abbastanza stressato adesso, sotto pressione. Esattamente, esattamente. Da tanti giri che lo sta tenendo dietro, mentre Pippo si sta facendo un caffettino anche nel mentre che sta andando a prendersi la vittoria. Potrebbe sempre fare un errore, potrebbe esserci sempre un doppiato che può dar fastidio, ma per ora sta facendo una gara all'insegna della tranquillità. Esatto. Con Teo Coli ancora lì attaccatissimo nei Mancano confronti di 6 Vince. giri alla fine. Si giri che diventeranno 5 adesso, con Pippo che taglia il traguardo. Eccolo qua. Mentre Teo Coli è ancora più vicino. E gli altri avversari che forse stanno facendo qua una bella lotta. Non riesco a capire se doppiaggi o lotta. Sta Dobbiamo... difficile Sì, comprendere. dobbiamo ancora abituarci. Esatto, vediamo. La classifica si aggiorna. Attualmente abbiamo ancora qualche doppiaggio con Madmits che fa passare giustamente i piloti al suo interno, lasciando la traiettoria esterna. Però nessun cambio di posizione, quindi situazione abbastanza normale in questo momento.
Esatto, sono abbastanza Teocoli tranquilla la ha situazione. passato vince. Teocoli ha passato vince. Ci siamo persi il sorpasso. Con Teocoli adesso che quindi agguanta la seconda posizione. Ma vedremo se ci sarà il cambio di posizione appena una telecamera ci permetterà di vedere il tutto. Vediamo Coli se effettivamente ha passato, ma mi sembra di sì. Allora, Pippo è appena passato sul traguardo, se non erro. Sì, infatti Pippo è passato Sì. sul traguardo. Vediamo adesso Teocoli e Vince che passeranno in questo momento. Eccolo. No, eccolo lì, esatto. Con Vince che ha perso anche la posizione su Gonea. Quindi Vince che deve aver avuto problemi, perché ha perso direttamente anche l'ultima posizione del podio. Quindi problematiche per Vince. Che abbia avuto un incidente o un attimo di problematiche col suo kart. Da capire questa situazione, perché diciamo che è inaspettato, è inaspettato. Con un Vince Sì, che sta anche perché facendo... stava andando benissimo, quindi era in seconda posizione, perdere 2 posizioni così gli ultimi giri. È vero che il calo di concentrazione si fa sentire, però era inaspettato. Esatto, Teocoli adesso è abbastanza tranquillo in seconda posizione, mentre vediamo Gonea e Vince attaccatissimi, con Vince appena dietro al retrotreno di Gonea, quindi la situazione è ancora tosta per la terza posizione. Quindi è successo qualcosa dietro, è successo qualcosa dietro. Ho visto un pilota lamentarsi probabilmente con un doppiato. Quindi vedremo la classifica cosa ci dirà. Con Lupo che è riuscito a passare Mad Miz anche. Quindi Lupo riesce almeno ad agguantare una posizione in più. Pippo ancora in prima posizione ed ha appena iniziato l'ultimo giro per lui. Con Teocoli secondo. E Agio che ha passato Gonea con Piolo e Vince che perde tutte le posizioni possibili e immaginabili. No, pazzesco, pazzesco. Gara da dimenticare per gli ultimi giri da dimenticare per Vince 04. Esattamente, disastro, disastro per Vince 4 questo finale di gara che... Vedo anche bandiera gialla. Sì, sì, vedo anche bandiera gialla, probabilmente si stanno fermando perché la gara effettivamente è finita, si li stiamo vedendo tornare. Gara finita, quindi fine della gara con la vittoria di Pippo, che complimenti, ha fatto una gara pazzesca dall'inizio alla fine. Quindi davvero complimenti. Pippo in prima posizione, secondo Teocoli, terzo Agio, quarto Gonea, quinto Piolo, sesto un Vince sfortunatissimo. Ecco, mi sono dimenticato di dire che Pippo ha un punto bonus per la pole, Teocoli un punto bonus per il best lap. Poi Titan settimo, ottavo Juan Carlos, nono il Puce, decimo Andre, 11esimo Basame, 12esimo Dade, 13esimo Bobo, 14esimo Lupo e 15esimo Mad Miz. Quindi adesso pronti per la Silver 1, ci vediamo tra pochissimo in griglia. Eccoci qua, con appena terminata la gara del Silver 2, si passa subito alla Silver 1. Vediamo la griglia di partenza assieme. In prima posizione Zago, in seconda posizione Nika 79, in terza posizione Michi Benz, in quarta Giorgetta 95, in quinta Bufris e in sesta Spris, in settima Elia e in ottava Tuna, in nona Iaco e in decima Thomas 16, undicesima Sergio Sit 5 e 12esima 8, in 13esima Matte 81 e in 14esima Ake, e a concludere Gab in 15esima posizione, che non ha fatto la qualifica da quello che ho potuto vedere, quindi parte dietro ma potrebbe comunque presentarsi là davanti da un momento all'altro. Ecco quindi l'inizio della gara, partiti i piloti, nemmeno il tempo di dire che sono partiti e sono già partiti, con già una bella lotta là davanti, questa strettoia che non è strettissima, però come possiamo vedere abbiamo tanti piloti che fanno anche free wide, far wide, Quanti ne pazzesco. sono? Sono tutti Quanti ne affiancati sono? e le retrovie stanno facendo vedere delle belle lotte anche là davanti. Comunque i piloti si stanno lottando in maniera fantastica fino ad adesso.
Bello, bello, bello quello che stiamo vedendo adesso, con dei bei gruppi ben distinti. Bello. Occhio ai cordoli sempre, perché sono comunque alti in alcune curve. Esatto, esatto. Quindi bisognerà stare attenti. Attenzione, l'attacco qua del pilota in seconda Wow. posizione, probabilmente di Nika79 anche dietro. Nika79 che è riuscito a passare effettivamente Guerritissimi. con Zago. Guerritissimi questi piloti. Mamma mia, tanti cambi di posizione. Lì c'è stato anche un problema nelle retrovie. È passato un pilota in quinta posizione che poi la riperde adesso nel tornante, avendo la traiettoria esterna, ritorna in sesta. Mamma mia, guarda quanti cambi di posizione. Nika79 che è passato davanti, Zago secondo, terza Giorgetta, quarto Minci Benz, quinto Elia, sesto Bufris, settimo Sergio Seat. Davvero tanti cambi. I primi 4 hanno formato anche un bel gruppetto. 25 giri questa gara, quindi sarà interessantissima da vedere. Molto bene i primi 4. Sono Bel sorpasso. bellissimo sorpasso. Bel sorpasso all'interno dell'ultimo tornante. Gab che ha passato Tuna e anche 8 su Ake. Gran sorpasso. Lotte ovunque, si sono formati adesso 3 gruppi distinti. Un gruppo delle retrovie, un gruppo a mezzo, un gruppo formato tra i primi 4/5. Guarda il gruppo lì nelle retrovie. Si prova il sorpasso dall'interno. Lo fa. Lo fa, e attenzione perché c'è subito un altro pilota che tenta di approfittare, ma non c'è lo spazio. Però si deve fermare. Con i primi 3 che sono ancora lì Non cede, vicinissimi. non cede. Ancora molto vicini i primi 3. Anche il quarto che è Michi Benz e il quinto Elia sono abbastanza vicini. Mentre qua dietro avvengono ancora sorpassi e controsorpassi in tutti i modi, con Gab che passa a Sergio Seat e Thomas che passa Tuna, Jaco. Anche Matte ha passato 8 e Ake. Quindi tanti sorpassi fino a questo momento. Solo 3 giri dentro la gara e questi piloti stanno facendo vedere una gara pazzesca sotto tutti i punti di vista, con anche grandi sorpassi. Sorpassi in tutte le zone della pista. Ecco qua un altro sorpasso. Sì. Allargato un pilota in quella curva. Ha portato largo anche l'altro ragazzo. Esatto, stile GT3, mettiamolo così. Il secondo Zago ci prova su Nika79, non riesce. Però è lì Zago, molto vicino. Mamma mia, che lotta! Il decimo, il numero 10, il numero 10 che penso fosse il penultimo. Adesso vedremo se effettivamente era così. Infatti Spris che è riuscito ad attaccare Ake e passa in 14ª posizione. Grandi lotte. Attenzione, secondo e terzo Zago e Giorgetta che sono vicinissimi adesso, uno attaccato all'altro. Mamma mia, che bella gara questa qua fino ad adesso. Una gara spaventosa sotto tanti aspetti. Spettacolo. E mancano ancora 21 giri. Guarda quindi... anche quanto pubblico possiamo vedere sulla destra. Un pubblico emozionato di vedere questa gara. Sta vedendo una grande lotta. Oltre... Guarda, non oso vai. immaginare i piloti che non stanno nella pelle quando effettuano un sorpasso, perché comunque nonostante siano carta a noleggio possono sembrare magari più noiosi dal lato esterno perché non sono veloci eccetera, però guidandoli è tutta un'altra storia e sono divertentissimi. Esattamente. Basta un piccolo motore per far divertire 4 ruote. Attenzione, Esatto. si stava girando un pilota là dietro. Mamma mia, per la quinta, sesta posizione. Contatto ancora cattivissimo il pilota nel kart numero 3 che butta giù di posizione Elia. Probabilmente era Gab il kart numero 3 e Bofris è riuscito a prendere la quinta posizione. Mentre Fris ha passato 8. Forse è passato Zago. Sì, ho visto là davanti anche del movimento, sono tutti attaccati. Sì, Zago dovrebbe essere passato nei confronti di Nika79. Vedremo poi la classifica, quello che ci dirà se dirà effettivamente che Zago è passato. Però mamma mia, che lotta fino ad adesso, che lotta. Ora qui le diverse linee di curva, alcuni un po' più in drift, altri un po' più puliti. Zago non è passato secondo la grafica, quindi rimane in seconda posizione. Però è sempre lì attaccati i piloti, davvero, sono attaccatissimi. Adesso Giorgetta è più vicina a Zago, potrebbe tentare l'attacco, ma decide di attendere, sta cercando di trovare il giusto spazio e il giusto momento per attaccare.
non è semplice, ma bisogna trovare il momento giusto. Esatto. Vedremo se riuscirà poi a passare. Qua Nika che rimane ancora davanti, con Zago dietro. Le posizioni adesso sono un po' più invariate, con Gab che è riuscito a passare Bufris, Matt 81 su Spris, e passa anche Spris, e Jaco perde invece 2 posizioni. 8 e A che rimangono in 14esima e 15esima. Ottavo giro, situazione che si tranquillizza un po' dopo i primi giri di fuoco, ma vediamo comunque che ci sono ancora delle belle lotte in giro per la griglia, quindi mica male assolutamente. Esatto, sono comunque molto molto movimentata questa Silver 1, questa batteria Silver 1, e ci sta regolando tante emozioni e sicuramente sta facendo divertire tutti i piloti. Esattamente, grande lotta fino ad adesso da parte di tutti i piloti e grande divertimento. Per ora però situazione più tranquilla, forse nel gruppo di coda ci sono dei piloti che sono un po' più vicini, quindi si stanno studiando a vicenda. Esatto. Si è staccato un po' Giorgetta, ha perso un po' di terreno nei confronti di Zago. Però attenzione, qui Gab che ha provato su Michi Benz e forse ce l'ha fatta. Sì, ce la fa Gab E su Michi Benz, passato in quarta posizione. Anche nelle retrovie qua c'è qualche manovra di tentato sorpasso. Vediamo se c'è il cambio di posizione con Spris che passa in 11ª posizione su Matte 81. sì, ha fatto un bel sorpasso all'interno, è riuscito poi a mantenere la posizione anche in uscita. Esattamente, grandi sorpassi fino ad adesso che abbiamo visto in questa gara spettacolare. Scoppiettante. Sì, scoppiettante sotto tanti aspetti. Nika qua ha avuto un attimo di drift che sicuramente non ha aiutato, ma Zago non era abbastanza vicino per tentare l'attacco, mentre qua dietro nelle retrovie Thomas 16, scusate, passa Tuna e rimane davanti. Vicino. Tanti piloti vicini. Attenzione, qua potrebbe esserci un sorpasso. Tenta la manovra, però cambia. Non riesce. Prova l'incrocio. Forse ce l'ha fatta. La telecamera non ci fanno vedere, ma forse ha eseguito il sorpasso. Vedremo poi dalla classifica. Con Nika 79 che è ancora davanti a questa griglia fantastica, con Bufris che passa anche Michi Benz che è in grandissima difficoltà in questo momento, e Tuna che ha passato Thomas 16, quindi effettivamente è arrivato il sorpasso con un grande incrocio, e anche 8 su Jaco passa. 12esimo Che giro. all'inizio si era portato in una buona posizione e ha perso purtroppo tanto. Esatto. Comunque 12esimo giro, tra poco supereremo la metà di gara. Però questa gara ci sta facendo vedere delle belle lotte da parte di tutti, con grande costanza. Con Gab che ha passato Giorgetta. Gab grande sorpasso, era in quinta posizione se non vado errato pochi giri fa. Adesso si trova in terza posizione, vuole salire il più possibile, con Thomas 16 che passa Tuna e Jaco passa 8 nelle retrovie. È riuscito a fare una bella rimonta Gab dalla sesta alla quinta posizione fino alla terza. Adesso vedremo se riuscirà anche a prendersi il secondo gradino del podio oppure resterà terzo. Esatto, vediamo con Nika ancora che ha una traiettoria un po' diversa rispetto a quelle di Zago, ma non sembra comunque favorire Zago. Rimangono molto vicini, con Gab che è super infuriato del team Puma. Comunque tanti piloti di team, qui possiamo vedere il team RT, VLF, Puma, PFV, ABR, CTR99, APK, quindi c'è un po' di tutto. Abbiamo anche il team Amido, team S.H che mi sono perso prima cosa sia. Comunque Matt 81 di team Amido che è riuscito a passare Spris in 11ª posizione. Attenzione a Gab
Gab interno, passa! Passa. Grande Vediamo, manovra. vediamo, sì, è passato. Grande manovra di Gab. Proprio pulitissimo, pulitissimo. E adesso, beh, rimane solo il primo gradino del podio da andare a prendere. Grande gara fino ad adesso di Gab. Matt 81 poi è passato nei confronti di Tuna che perde 2 posizioni e Spris sale anche. Quindi grandi lotte anche nelle retrovie. Li possiamo vedere ogni tanto tramite la nostra regia. Sono adesso 10 giri alla fine. Sì, molto, molto bene fino adesso i vari piloti stanno facendo divertire un casino. Soprattutto anche noi commentatori, penso anche al pubblico in questo momento si stia divertendo. Però noi commentatori in questo momento ci stiamo divertendo da matti. Esatto. Mi piace commentare una gara bella movimentata anche perché è molto difficile per i commentatori fare appunto un commento che riesca ad intrattenere quando una gara è molto monotona. Esatto, esatto. Non è semplice, ma qui è tutt'altro che monotona questa gara. Come le gare precedenti. Comunque ci hanno fatto sempre divertire. Con Gab che adesso è attaccatissimo a Nika, infuriato, vuole quella prima posizione. E potrebbe prendersela da un momento all'altro. Guardalo come ci prova in tutti i modi. Si fa vedere all'interno, prova l'attacco. Gab sì. va sul cordolo e sorpassa Nika 79. Pazzesco. Di cattiveria, Oh, di attenzione, cattiveria perché questo forse c'è stato un risorpasso di Nika. No, non ancora, è dietro, è dietro. È ancora dietro, ma potrebbe tentare qua nel tornantino. Non ci fa vedere la telecamera del tornantino, ma rimane dietro ancora Nika 79 con Zago che ha avuto anche la possibilità di avvicinarsi grazie a questa lotta. E anche Giorgetta rimane lì vicina. Bravissimo Gab che ha fatto una rimonta, adesso deve solo mantenere la posizione, ma Nika è vicinissimo. Esatto, esatto, c'è anche stato Sergio Seat 5 che è riuscito a passare Elia per la 7ª posizione, quindi mamma mia che gara fino adesso, che gara. Super scoppiettante questa gara. Super, super, Andiamo super ancora. scoppiettante. Gab che mantiene la posizione, Nika secondo, Zago che si è avvicinato parecchio a Nika. Esatto, esatto, non male per ora quello che sta facendo Gab, anzi più che... che contatto lungo, è finito in pit lane il pilota, è finito in pit lane il pilota. Matte 81 finisce addirittura in pit lane da quello che ho potuto vedere. Forse doveva fare un cambio gomme. No, 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 è stato spinto dall'avversario direttamente in pit lane o contro le barriere, perché adesso non lo vedo, vediamo effettivamente cosa ci dirà la grafica. Con Gab che adesso è passato, Nika 79 e Zago che proseguono. Comunque mamma mia cosa abbiamo visto lì. Sì, mi sa che comunque è a posto il pilota, è riuscito a continuare. Però che sfortuna, si è ritrovato proprio in una situazione pessima e ha avuto la peggio purtroppo. Poi Romato 81 che era anche arrivato in 10ª posizione se non erro, quindi davvero un gran peccato questo incidente che gli ha rovinato la gara. Esatto, davvero un gran peccato. Con Gab che passa ancora una volta, 5 giri alla fine ed è ancora davanti Gab. Una gara strepitosa fino ad adesso, potremmo nominarlo driver of the grid in questo momento. Per davvero la grande gara che ha dimostrato di saper fare. Vediamo se riuscirà... E comunque anche distanziato Nika. Esatto, vediamo se riuscirà a portare a termine il capolavoro, perché questo è importante. Ricordiamo che comunque Gab fa parte della categoria amatori, mentre Nika fa parte della categoria dei pro.
che Zago è amatori, mentre Giorgetta è esordiente. Beh, direi non male comunque per Giorgetta esordiente in quarta posizione, un'ottima gara fino adesso. Diciamo che c'è da dire, c'è anche una bella spiegazione, una bella leggenda in base alla categoria di cui fanno parte, in cui spiega effettivamente chi è pro, chi è AM e chi è esordiente. In base ovviamente a quanto vanno sul kart e quanto corrono nel campionato. Esordienti sono quelli che corrono un po' di meno. Amatori sono quelli che corrono comunque sporadicamente o comunque solo nel campionato. Pro sono quelli che corrono spesso sui kart a noleggio, che vanno, non dico ogni giorno, ma almeno una volta barra due alla settimana ci vanno. Esatto. Quindi Tanto, 3 giri alla fine, pochi breve... cambi. Pochi Sì, cambi. adesso, Vai. adesso situazione calma. Bei distacchi si sono abbastanza dilatati e Gab è riuscito a fare un recupero. Gab Quindi ha adesso fatto... può gestire. Sì, Gab ha fatto un gran recupero, adesso si trova davanti, abbastanza tranquillo come distacco, 2 giri alla fine, quindi diciamo che la situazione è abbastanza tranquilla per il pilota che sta davanti alla griglia in questo momento, davanti a tutti. Vedremo se effettivamente finirà così con Gab che vincerà questa gara, oppure se ci sarà qualche cambiamento improvviso. Esatto, comunque fortunatamente la pista è ampia e i sorpassi possono avvenire in maniera più o meno tranquilla. Perché pensa in un cartodromo di quelli al chiuso, al coperto, è impossibile sorpassare quasi. Mentre la grafichina dei giri si è un attimo sballata da quello che possiamo vedere, con Elia che è riuscito a passare, Michi Benz che ha perso ancora le posizioni, Michi Benz che ha avuto tante posizioni perse. Da quello che vedo anche la gara è effettivamente finita ed è così, quindi andiamo a vedere la griglia finale come è arrivata alla fine. Vediamolo subito, con in prima posizione un ottimo Gab che ha fatto anche il best lap, secondo Nika 79, terzo Zago con un punto in più della pole, Giorgetta 95 in quarta posizione, poi Bufris in quinta, sesto Elia, settimo Sergio Seat 5, ottavo Michi Benz, nono Thomas 16, decimo Tuna, undicesimo Jacob, dodicesimo Spris, tredicesimo Otto, quattordicesimo Pacche, quindicesimo Matti 8. Adesso un attimo di pausa, ci vediamo tra pochissimo per la Gold 2. Eccoci quindi pronti, carichi, decisi per questo inizio di Gold 2, penultima gara di questa serata o pomeriggio in base ovviamente a quando ci state guardando. Adesso tra pochissimo a schermo la griglia. Vediamo in prima posizione Stefano Giro Lametto, Giro 94 HCE, il milanese in secondo, Piccolomone in terza, Cente in quarta, Laikari 22 in quinta, N. Edicolas in sesta, Dennis Criminal in settima e Jack in ottava. In nona Devi Lalez e in decima Luca con tante altre. Bulldog in undicesima, Raider in dodicesima. In tredicesima Poz e Esbuda, penso Esbuda in quattordicesima, e in quindicesima Zoya. Quindi Griglie sempre piene. esatto, griglie sempre piene. Abbiamo visto solo una griglia con 14 piloti, comunque abbastanza carica di piloti. Si parte subito alla velocità incredibile, con Giro che sembra mantenere la posizione. Andiamo subito con l'onboard di Devi Lalez, che lo vediamo già in lotta. Dei piloti rischiano di portarsi addirittura sull'erba davanti a lui. Vediamo Sì, comunque contatto. C'è stato un contatto molti lì. contatti. Molti. Cambi di inquadratura, comunque abbiamo visto tanti contatti. Per ora in questa fase iniziale ci può stare comunque una sportellata. Un kart è partito lentamente, che si sia incidentato a questo punto, perché abbiamo visto un kart praticamente adesso passare la prima curva dalla ripresa. Vediamo adesso in prima posizione, dovrebbe esserci ancora Giro 94 HC. Oh, si è girato pilota! Si è girato un pilota. Rientro.
rientra Rientro male, non malissimo. bellissimo, rientro non bellissimo, devo essere sincero. Comunque Giro è rimasto davanti col milanese, Piccolo Omone, poi Dennis Criminal, Jack che prendono le posizioni, stessa cosa Raider e David Alez. Zoya, Passacente, Poz ed Esbuda prendono le posizioni, mentre Buldig, Laikaritz perdono posizioni e Luca probabilmente è il pilota che stiamo vedendo adesso molto lento, che sta facendo passare tutto il gruppone. Come possiamo vedere il pilota in tuta gialla, presumo sia Luca a quel punto. Sì, lo credo anch'io. Comunque i primi tre fanno, anzi i primi due fanno uno sport a parte, sono davvero velocissimi e ci sono bellissime lotte anche a centrogruppo. Esatto, il primo pilota adesso è diventato il milanese che passa a giro. Piccolo Mone l'abbiamo visto prima molto attaccato nei confronti del gruppo là davanti. Infatti guarda, adesso si sta già riattaccando ai primi due. Diciamo che ha perso un attimo probabilmente per un piccolo errore, però sta già recuperando. Mentre dietro qua, belle lotte, tenta il sorpasso. Bello! Lotta per la quinta sesta posizione, È sembra riuscito. Barrato ed è È riuscito. riuscito. È riuscito esattamente, lotta per la sesta settima posizione. Mentre Giro 94 è dietro adesso al milanese che si trova davanti. Attualmente, almeno da quello che ho visto. Sì, esattamente. Il milanese davanti, Piccolo Mune segue. Mentre qua dietro vediamo comunque piloti che vanno a velocità pazzesche. Infatti la lotta sesta settima posizione, c'è stato il cambio di posizione con Nicolas che passa Raider. Poz passa Cente, Bulldog passa Esboda. Adesso torniamo subito su David Alez che adesso si trova nelle vicinanze della sesta e settima posizione. Vedremo se tenterà qualche sorpasso nei confronti degli avversari. Comunque dagli onboard, dalle camere di prima, si vedeva che tra i primi due non passava un capello. No, no, esatto, esatto. Vicinissimi. Fino ad adesso stanno facendo vedere una bella gara a tutti. Vediamo adesso se proverà l'attacco il settimo in posizione. Non ci prova. Prova ad affiancarsi, però perde qua del terreno. Potrebbe provarci De Vilarez. Rimane comunque dietro. Vediamo, vediamo. Rimane ancora dietro. Però subito dietro di lui nelle retrovie c'è qualche sorpasso. Ora sportellate lì. C'è quel sorpasso, attenzione, sportellate nelle retrovie, li possiamo vedere, si toccano, va in drift addirittura uno dei piloti. Adesso capire se c'è stato il sorpasso o meno. Sembra la lotta all'incirca tra la decima e la dodicesima posizione. E quello possiamo vedere, mentre i primi due là davanti sono attaccatissimi, non passa veramente uno spillo come dicevi tu Daniele, mentre Piccolo Omone cerca di seguire ma non ha ancora quella velocità che hanno i primi due in questo momento. Che davvero Sì, stanno... per ora deve sperare. Bellissimo sorpasso. questo sorpasso. Bellissimo. Sorpasso di Poz su Zoya o di Bulldog su Cente? Penso più di Poz su Zoya a questo punto. Mentre Luca è riuscito a passare Laikaritz. Sì, esatto. Stavo dicendo, il terzo deve, che è Piccolo Mone, deve sperare nell'errore dei primi due o che si danno fastidio, insomma. Esatto, esatto, perché in questo momento stanno facendo davvero un altro gioco. Non ha un brutto ritmo perché rimane comunque sempre ravvicinato, ma Sì, abbastanza. comunque i primi due stanno andando molto forte. Adesso vediamo che il primo fa parte del team Capeta. Per chi lo sa, Capeta è un fantastico anime che parla inizialmente di carte, poi si passa sulle Formula Star, mi sembra le chiamino, comunque per intenderci sono le formule giapponesi. Si è ritirato Laikaritz, problemi al kart per Laikaritz che è il primo ritirato del weekend. Quindi veramente sfortunato. Che peccato. Un gran Vero. peccato. Un gran peccato, però ci sono tanti altri piloti in pista che stanno facendo divertire. Esatto, esattamente. Di sicuro il divertimento non ci manca. Poi dicevo, a livello di team abbiamo Giro 94 e Piccolo Mone che fanno parte dello stesso team del GTR 99, che si trovano adesso con una doppietta nel podio. Non una doppietta delle prime due posizioni, però potrebbero anche farcela, mai dire mai. Nel mentre Poz e Cente sono riusciti a passare Bulldog. Comunque considera che Giro 94 ha fatto la pole, quindi comunque un punto in più. Esattamente, esattamente, quindi bisognerà tenere conto anche di questa situazione qua perché saranno punti importanti soprattutto nell'andare avanti del campionato. Siamo già al quarto GP, scusate, sì, al quarto GP, quindi diciamo che sul lungo andare potrebbe essere una buona cosa avere quei punti per la pole del giro veloce.
Sì, esatto, è come un po' la Formula 1 di quest'anno. Esatto, che secondo me hanno fatto bene ad aggiungere il punto in più, perché è una cosa che rende, non dico il campionato più avvincente, però le gare di sicuro le rende un po' più avvincenti sotto quell'aspetto. Sì, esatto. Oltretutto, e chiudo qui la parentesi, fa in modo di avere strategie diverse sul secondo pilota, per esempio. Esatto, esatto. Esattamente, mentre i piloti... lungo qua un Bello. pilota che rischia di andare fuori o a toccare le gomme, riesce comunque a tenere la posizione in qualche modo. E vediamo comunque che ci sono dei bei gruppetti nelle retrovie, i primi due, il terzo un po' più staccato, anche il quarto, quinto, sesto adesso si sono staccati un po', mentre il settimo e l'ottavo sono Gruppo di 4, vicinissimi. guarda E lì. lì dietro c'è un bel gruppo di quattro che si sta scannando. Molto bene, guarda che bella lotta. Tentativo di sorpasso, avviene il sorpasso poco prima della curva, mentre siamo tornati subito sui primi due, con il milanese ancora attaccato da un giro 94 on fire. Colomone che resta lì purtroppo in terza posizione, non riesce, mantiene abbastanza bene il ritmo perché comunque sta perdendo poco per, per quello che- per come vanno insomma i primi, però non riesce a stare al loro passo. Esatto, mentre cambi di posizione e continui nel gruppo di 4 che stavamo vedendo prima, Poz e Bulldog passano di posizione mentre Zoe e Cente perdono di posizione. Quindi bel gruppone per ora, a livello di lotte stiamo vedendo là dietro, quindi davvero complimenti. Mentre qua dietro si è raggruppata un po' di più la situazione per il quarto, quinto e sesto posto, anche il settimo e l'ottavo sono molto vicini. E poi qua dal nono praticamente fino al tredicesimo sono attaccatissimi. Molto molto vicino. Vediamo le lotte che potrebbero venire in questi gruppi. Passano adesso il quarto, il quinto e il sesto. Raider e Devil Alex adesso in lotta vicinissimi. E qua dietro un bel gruppone che sta cercando di capire come passare l'uno con l'altro, perché in questo momento è più fase di studio, quando siamo arrivati quasi a metà gara. Sì, Molto adesso bene. devono resistere più che altro i piloti, come hai detto tu, e chi è dietro deve studiare l'avversario e cercare una curva in cui l'avversario vada più piano o commetta un errore. Esatto, esatto, molti lo dicono, alla fine effettivamente nella realtà è così. Nelle auto molto spesso rimanere davanti conviene, perché comunque le auto sono abbastanza grosse, qui stiamo parlando di kart, comunque sono kart abbastanza grossi e non sono potentissimi a livello di ripresa, quindi se stai davanti e riesci a difenderti bene puoi avere delle buone opportunità di rimanere davanti, mentre se parlassimo già di moto e conviene assolutamente stare dietro, perché stando Esatto. dietro puoi forzare il ritmo dell'avversario, puoi fargli fare tanti errori e poi sorpassarlo verso la parte finale. Comunque per ora gara molto interessante di questi Gol 2 che ci stanno facendo divertire sotto ogni aspetto, quindi complimenti, complimenti. E mancano 14 giri ancora. Esatto, mentre Luca, anche il ritiro di Luca, 2 ritiri in Gol 2, 0 ritiri praticamente tutto il weekend, Gol 2 invece sta facendo disastri. Sta mietendo le sue vittime. Esatto. Speriamo solo i kart che non siano i piloti che No, si siano fatti male. il pilota l'ho visto tornare abbastanza tranquillo ai pit dalle riprese che abbiamo visto prima, quindi penso comunque sia a posto sotto l'aspetto fisico, o al massimo avrà il mal di schiena, per intenderci, perché purtroppo ogni tanto, anzi una volta è capitata a me che una gara mi sono dovuto ritirare per una botta presa nella prima gara, perché era una tappa a 2 gare, gara 1, gara 2. Gara 1 mi hanno praticamente buttato sulle barriere, l'ho finita a malapena. Per gara 2 ho provato a fare 2 o 3 giri e poi purtroppo non sono riuscito a proseguire per l'incidente subito. Eh sì, quella purtroppo è sfortuna, deve andarti bene. E nel tuo caso non è stato così. No, esatto, in quel caso è andata male, però ho avuto occasioni migliori. Però non siamo qui a parlare di me, siamo qui a parlare della gara con Edicolas che riesce a passare Jack per la quinta posizione e Cente, Poz, Bulldog e Sbuda che stanno facendo ancora una lotta pazzesca, anche Zoya
nel gruppone, lotta incredibile tra quei 5 piloti che continuano a scambiarsi di posizione. Mentre visto i primi due molto vicini, con il milanese che forse è riuscito, anzi Giro che è riuscito a passare il milanese all'ultima curva, non l'abbiamo visto il sorpasso in sé, ma abbiamo visto comunque uscire dall'ultima curva davanti Giro 94, che adesso quindi riprende la leadership a circa 11 giri dalla fine, senza il circa 11 giri dalla fine effettivamente. Quindi Giro 94 adesso deve mantenere la posizione, ma c'è il milanese che ci prova subito l'attacco, non riesce, ma bella decisione, quello che vogliamo vedere, nel mentre anche Bulldog riesce a passare Poz per la 10ª posizione. Esatto, sono molto molto vicini. Vedremo se il milanese riuscirà ancora a ripassare e vediamo cosa faranno gli altri due piloti. Esattamente, questa lotta comunque può favorire tanto Piccolo Mone, perché se questi due davanti continuano a lottarsela, Piccolo Mone può avvicinarsi, ed è quello che sta facendo adesso. Esatto. Per ora la situazione sembra tranquilla per questo giro. Sì, diciamo che si sono mantenuti più o meno gli stessi gruppi, con un grande gruppone nella parte finale, anche se si è un po' disteso adesso. Poi un gruppo dalla quarta alla sesta, un gruppo dalla prima alla terza e Raider e Devil Alex che sono settimo e ottavo, lì per lottarsela nelle posizioni un po' più arretrate. Comunque mi sembra che Piccolo Mone abbia recuperato un pochino rispetto a qualche giro fa. Sì, sta recuperando pian pianino, nel mentre Nicolas passa anche Dennis Criminal, un'altra posizione presa per Nicolas. Quindi molto molto bene per la sua gara. Sì, esatto, oltretutto Dennis Criminal è un amatore come Nicolas. Esatto, quindi fanno parte della stessa categoria. Mentre Sì, Giro 94 si è allontanato un po' dal milanese a livello di distacco, prima era molto più vicini e Piccolo Mone sembra riuscire ad avvicinarsi pian pianino. Vediamo effettivamente se ci riuscirà. Mentre vedo il gruppo nelle retrovie si è distaccato molto di più rispetto a prima. Vedo solo 3 piloti che sono rimasti più o meno vicini. Il 13° in classifica lo vedo più distaccato rispetto agli altri. Per ora non c'è stato nessun doppiaggio, ovviamente, se escludiamo i ritirati. Zoya comunque che si è distaccato un po' dal gruppone davanti, però potrebbe ancora raggiungerlo. sì, esatto. Credo che comunque i doppiaggi ci siano solo all'ultimo giro all'incirca. Esatto. Perché comunque hanno un alto ritmo anche nelle retrovie. Non stanno andando lenti nemmeno loro. Quindi per ora Giro 94 il milanese ancora là davanti, mentre Piccolo Mone prova in tutti i modi a seguire ma non riesce. E Nicolas sta cercando di staccarsi su Dennis Criminal, stessa cosa. Dennis Criminal cerca di far su Jack. Raider e Devil Alex ancora vicinissimi. Più distaccato abbiamo il pilota in una posizione che adesso purtroppo è sparita dalla grafica, quindi appena riapparirà riuscirò a dirvi i nomi. Scusate ragazzi, ma non ho ancora imparato a memoria tutti i piloti, quindi comunque andando avanti con il campionato sicuramente avrò più facilità nel ricordare i nomi dei piloti. Ecco qua, Cente che si è distaccato un po' di più sul gruppo, composto da Bulldog, Poz ed Esbuda. E poi ancora distaccato abbiamo Zoya, se non ricordo male, in 13ª posizione, Esatto. Sì, mancano 6 giri alla fine, anzi 5 adesso, e situazione molto stabile con i primi due che si sono distaccati fra loro, hanno aumentato il loro distacco. Esatto, sono distaccati ma non troppo, potrebbe esserci, non adesso l'attacco, ma se il milanese riuscisse ad attaccarsi ancora di un pochino, potrebbe tentare magari un attacco nella penultima curva. Sì, esatto, dovrebbe forzare molto la staccata, anche se vedo comunque improbabile questa cosa perché comunque i kart sono tutti uguali e
È difficile, ma può farcela. Ancora 4 giri alla fine, con il milanese che è bello carico. Vuole provare assolutamente il sorpasso. Nella sua testa già sta pensando a come passare il giro 94. Ma non è semplice come manovra, ci si deve ragionare bene. Situazione ancora tranquilla. Esatto. Mancano Adesso si a arriverà a 3 giri praticamente. esatto. Ecco qua, 3 giri alla fine, con il milanese che sembra recuperare tanto nel primo settore e nel settore in mezzo, ma sembra perdere nell'ultimo settore, almeno ad occhio mi sembra così. Poi magari sto anche sbagliando io, però mi sembra che recuperi in questa zona qua e poi perde poco dopo. Sì, è vero, comunque l'ho notato anch'io. Quindi vediamo se verrà fuori una lotta entusiasmante negli ultimi giri o se la situazione rimarrà tranquilla. Bisogna ancora vedere effettivamente il tutto, però da quello che vedo a livello di distacchi mi sa che la situazione rimarrà tranquilla. 2 giri alla fine, giro 94 carichissimo ancora per rimanere là davanti. Vediamo effettivamente se ci riuscirà. Andiamo poi su Devil Alex. Ancora in ottava posizione, che è ancora dietro Raider. Grande lotta tra i due abbiamo visto praticamente per tutta la gara. Molto vicini con Devil Alex che non ha ancora avuto l'opportunità di attaccarlo, o non ci è riuscito. Comunque rimane sempre lì vicino, ma penso che la lotta qui per la settima posizione sia chiusa. Sì, penso di sì, anche perché è molto lontano. Ecco, adesso aspetta ai primi fare l'ultimo giro e si concluderà questa gara Gold 2. Esatto, giro 94, quindi in prima posizione ancora col milanese Piccolomoni in seconda e terza. Chiude in quarta alla fine Dennis Criminal, riesce a passare Nicolas all'ultimo giro. Bravissimo, bravissimo. Con Jack Raider che prende la settima e l'ottava. Poi Ale De Vilales in ottava, Cente nono, Bulldog decimo, undicesimo Fox, dodicesimo Esbuda e tredicesimo Zoya. Adesso quindi rivediamo giusto un attimo la classifica insieme a voi per poter vedere anche i punti fatti da tutta la griglia. Sì, anche il milanese oltretutto abbiamo detto che giro 94 ha il punto per la pole, mentre il milanese ha il punto per il giro veloce. Quindi classifica Gold 2, giro 94 prende il punto della pole, come detto. Il milanese invece prende il punto del best lap in seconda posizione. Piccolomone terzo, quarto Dennis Criminal, quinto Edicolas, sesto Jack, settimo Raider, ottavo Devil Alex, nono Cente, decimo Bulldog, undicesimo Fox, dodicesimo Esbuda, tredicesimo Zoya, quattordicesimo Luca e quindicesimo Laika Ritz. Quindi adesso un attimo di pausa, ci rivediamo tra pochissimo per l'ultima batteria, la più importante tecnicamente dal nome, la Gold 1. Quindi vediamo subito la classifica iniziale con Inuyasha in prima posizione, Happy Today in seconda, in terza Pietro, in quarta Fonti, in quinta Ale 17, in sesta Vada Almaz, in settima Giova, in ottava Tienetti, in nona Vegge, in decima Mattia Solici, in undicesima Macuno, dodicesima Albi, tredicesima Finelli, quattordicesima Fadda e a concludere la classifica vediamo Censo. Adesso sta per partire la gara, vediamoci pronti qua, carichi per questo inizio di gara 1. Sono partiti, eccoli qua. Ho visto un pilota tra i tanti che cercava di spingere il kart. Eh sì, ha fatto la partenza come fanno i veri kartisti. Adesso siamo su Tiennetti, sull'onboard di Tiennetti che, attenzione, ha un pilota subito al suo interno. Vediamo se riesce a tenere la posizione. Sfrutta tanto il cordolo, ma riesce a mantenere la posizione. Un inizio di gara bellissimo fino ad adesso, quindi molto molto divertente sotto questo aspetto.
Sì, vero, sono davvero attaccatissimi, anche se è abbastanza normale il primo giro, ma comunque stanno facendo una bella lotta, oltretutto molto pulita. Guarda che bel trenino che si può vedere a questa visuale, davvero Sì, ha bellissimo. parecchi vagoni. Esatto, sembra distanziati ugualmente sembravano, con un Happy Today che ha passato in Inuyasha, Giova che passava dal Maz e ottavo Veggo che passa in Bello, Tenetti. bello. Bel sorpasso anche nelle retrovie con Albi che ha passato Mach 1 e Censo che ha passato Finelli con Fada che è rimasto 14esimo. Quindi, guarda, nelle retrovie si è girato qualcuno nelle retrovie, da capire Sì. chi è stato perché adesso è in ultima posizione, quindi poi vedremo effettivamente dalla classifica che si aggiornerà chi è finito in ultima posizione. Vediamo anche qualche sorpasso nelle retrovie, quindi situazione abbastanza particolare in tutta la pista, lotte incredibili, ancora una volta sembra un treno con vari vagoni, perché davvero hanno una velocità praticamente identica quasi tutti, con Badalmaz, Veggo, Mattias, Albi, Macuno, Censo che prende le posizioni, Tienetti, forse è il pilota che si è girato, ma Giova. anche Giova è molto No, è dietro, Giova, è Giova. è Giova, Tienetti però ha perso tante posizioni, c'è da dire. Sì, è vero, ha perso tante posizioni e credo ci sia stato anche lì un testa coda, Tentativo! un contatto. Tentativo di sorpasso là davanti, non riesce alla fine, però bella idea che ha tentato subito dall'interno. Il problema di quella curva è che se non riesce a mantenere la velocità subito dopo, hai la curva all'esterno e quindi favorisce il pilota che se è riuscito a mantenere bene il tutto rimarrà davanti. Con Inuyasha che passa Happy Today, questi due in prima posizione si stanno scannando, salto sul Il cordolino cordolo. di Inuyasha praticamente che ha perso un po' il kart. Adesso Happy Today che ci prova, non riesce, prova ad incrociare e si era messo un attimo all'interno ma non riesce a portare a termine la bella manovra che aveva in testa, con Albi anche che è riuscito a passare Mattias 12. Che gara Gli ha fino a questo chiuso momento. la porta Inuyasha. Sì, mamma mia, che gara fino ad adesso a livello di divertimento. Guarda, i Sì, primi 3/4 sono vicinissimi, il quinto è un po' più distaccato e poi c'è un altro gruppetto là dietro, bello incasinato anche loro. Davvero. vediamo quali emozioni ci regalerà questa gara che si preannuncia già scoppiettante fin dai primi giri. Esattamente. Gara pazzesca con ancora Happy Today che vuole provare l'attacco nei confronti di Inuyasha. Vediamo se tenta, non riesce. Rimarrà dietro con Pietro adesso che si fa anche cattivo su Happy Today, quindi sarà complicata la situazione per i primi tre in questo momento. Esatto, Eccolo qua. situazione abbastanza complicata. Eh sì, rimangono molto vicini ancora una volta, guarda quanta vicinanza, si sta avvicinando anche il quinto che è alle 17, mentre Vadalmaz, Vego e Albi sono un po' più distaccati dal gruppo. Poi c'è davanti Mattias 12, anche lui un po' distaccato, e poi grande gruppo dalla nona alla 13esima, 14esima posizione, con Giova che sta cercando di recuperare, sta riuscendo a recuperare pian pianino nei confronti degli avversari davanti che si stanno scannando nelle tre vie con sorpassi contro sorpassi. Con Finelli adesso che ha perso tante posizioni ma può provare a recuperare assolutamente. Vediamo qui che tenta sul pilota con tutta Ferrari che dovrebbe essere scusate, ero su Tegnetti, quindi dovrebbe essere Mach 1 il pilota davanti, ma attenzione, contatto con il pilota dietro di lui che gli ha fatto perdere particolarmente terreno, quindi peccato per Tienetti che adesso ha perso un po' di terreno nei confronti degli avversari davanti e Finelli che ha provato ad attaccarlo ma non è riuscito nel suo intento, con Macuno che ha passato alla fine Censo. Sì, comunque, come abbiamo predetto, questa gara è davvero Scoppiettante, bella. Ecco, un altro sorpasso. eccolo qua. Con alla fine penso sia Censo il pilota con tutte Ferrari, vediamo se effettivamente lui, se c'è un'inversione di posizione sarà lui, adesso lo vedremo. Con Inuyasha, Day e Pietro che rimangono ancora davanti, con Fonti alle 17 che hanno perso un po' di terreno, Vadalmaz a seguire con Veggo e Albi ed è effettivamente Censo il pilota con la tuta Ferrari, con Macuno che è in tuta nera invece. Quindi adesso riusciamo a distinguere un po' più di piloti rispetto a prima. Ancora nelle retrovie guardiamo che c'è ancora il tentativo di sorpasso, però un incrocio ma niente. Non avviene la manovra decisiva. Qualche contatto ancora nelle retrovie. Stanno facendo una gran gara nelle retrovie, ma anche davanti
c'è un bel ritmo da vedere dai primi tre che stanno viaggiando, Esatto, non scherzano affatto e ci danno dentro. stanno facendo un altro lavoro fino ad adesso. Che spettacolo, questi piloti. Ci ha fatto divertire anche tanto la prima gara della giornata, che è stata quella di Bronzo 1, e a mio avviso è stata una delle più divertenti. Guarda qua il tentativo di sorpasso con Mach 1 che dovrebbe aver passato Censo ancora una volta. E poi abbiamo visto nel giro precedente, non l'abbiamo visto, ma c'è stato il sorpasso tra Albi e Veggo. Forse ho sbagliato il nome, adesso apparirà comunque in classifica. Albi e Veggo, non ho sbagliato, perfetto. Con pilota senza nome, con una freccetta in alto, eccola appare Mach 1, che effettivamente ha passato Censo, Finelli che ha passato Ennetti e Giova che passa Fadda. Quindi Giova che sta recuperando, ha già preso una posizione, però gara strepitosa fino ad adesso, davvero, gara strepitosa. Sì, è vero. Infatti mi sa che dovrò rivedere la mia classifica personale della gara più divertente. Perché diciamo che effettivamente adesso possiamo fare un po' la classifica delle gare che almeno personalmente sono piaciute a noi commentatori, perché poi ai piloti possono piacere tutte le gare e anche a me sinceramente sono piaciute tutte le gare, ma ci sono soprattutto la gara prima di questa e fino ad adesso questa qua in questo momento è la mia preferita, perché stiamo vedendo i sorpassi in tutti i modi, con adesso Giova che ha passato un altro pilota, il suo recupero è iniziato, vediamo fin dove arriverà, voglio vedere, perché era davanti all'inizio, quindi secondo me fino alla top 10 può arrivare, secondo me, vedremo se ci riuscirà. Comunque fino a questa gara, la gara che mi era piaciuta di più sinceramente era la Bronzo 3 per la mega lotta dalla prima alla quarta posizione che era avvenuta. Però anche questa gara se la sta lottando bene per ora, devo essere sincero. Sì, è vero, anche perché mancano 15 giri, anzi scusatemi, 14 giri e stiamo vedendo ancora lotte. Sì, non smettono mai di lottare. Adesso si sono divisi un po' di più i gruppi. Inuyasha Il è quarto e riuscito. quinto. Sì, quarto e quinto. Inuyasha si è un po' riuscito a fuggire nei confronti di Happy Today, ma Pietro invece è molto attaccato. E forse ho visto il quarto e il quinto che erano attaccatissimi. Vediamo se c'è stato il sorpasso all'ultima curva. Mi Non c'è sembra stato. di no, infatti. Non c'è stato, Fonti rimane ancora davanti ad alle 17. Poi abbiamo Vadalmaz ed Albi subito dietro in sesta e settima e Veggo in ottava. Nono Mattias 12, decimo Mach 1, undicesimo Censo, dodicesimo Finelli, tredicesimo Giova, quattordicesimo Fadda e quindicesimo Tienetti, che ha avuto, cioè sta avendo molte difficoltà Tienetti, era partito più avanti ma in questo momento sta avendo veramente grosse difficoltà, quindi un gran peccato. Vero, verissimo. Un vero peccato. Meta gara sorpassata in questo momento, quindi 10 giri alla fine, no scusate, non 10 giri alla fine, volevo dire 12 giri alla fine, però siamo praticamente arrivati a metà gara. Con Sì, Albi esatto. che ha passato Badalmaz, quindi lotta sesta, settima che si è infiammata, adesso dovremmo essere su Tennetti che sta cercando di recuperare il più possibile, però ha perso ancora qualcosina. Cioè comunque rimane in 15ª posizione, non cambia la situazione per Tienetti che rimane ultimo della griglia in questo momento. Sì, Giova sta ancora recuperando. Vediamo, secondo me E top 10 ci può arrivare, vedremo. sì, comunque il vicino pilota davanti a lui al momento non ricordo chi sia, perché si aggiorna la classifica, vedremo. È abbastanza vicino. Sì, ma Penso che in qualche giro tenterà il sorpasso. sono tanti i piloti vicini, adesso si è un po' più tranquillizzata la situazione. Giova che ha davanti Finelli. Sì, Giova potrebbe tentare l'attacco su Finelli senza problemi. Con Inuyasha che adesso tenta la fuga, Scappa via. sta provando a scappare via, per ora ci sta riuscendo, con Happy Today che non riesce più a mantenere il ritmo di prima, anche perché Pietro gli sta dando sicuramente fastidio in questo momento. Quindi diciamo che la situazione per Inuyasha è ottimale.
Adesso vediamo 0 cambi di posizione nelle retrovie, vediamo se ancora più indietro c'è stato qualche cambio di posizione. No, Giova rimane dietro a Finelli, TNT rimane dietro a Fadda, ancora 0 cambi di posizione. Però sono molto vicini, li vediamo adesso proprio nelle retrovie di questa telecamera, che affrontano adesso la curva. Guardi qua che si sono divisi in 2 gruppetti, anche se sono molto vicini ancora tutti e 4, quindi tutto può succedere. Adesso li vediamo ancora sempre là dietro con le riprese, mentre passano anche i primi 3 adesso nella zona in cui sono passati esattamente gli ultimi 4. Badalmaz riesce a passare Albi, grande lotta, sesta, settima posizione. Non riusciamo a vedere i sorpassi purtroppo, ma comunque una grande lotta da parte di questi 2 piloti, che davvero stanno facendo un lavorone, soprattutto per gli spettatori che stanno vedendo un po' di meno purtroppo rispetto alle gare che abbiamo visto precedentemente, ma ci può stare, è un po' più tardi nella serata, ma secondo me questi spettatori si sono persi una gara molto divertente. Però Esatto, potranno vedersela comunque Esatto. sul canale YouTube. se la potranno vedere sul canale di YouTube commentata da noi, quindi ancora meglio. Esatto. Ci stiamo vantando troppo però, quindi No, basta. io approvo te, me ne quindi, tiro fuori. quindi basta, torniamo subito alla gara, perché stavamo già parlando troppo di noi e poco della gara. Esatto. E intanto lì sistemano sempre le gomme perché i piloti vogliono raccimolare qualche decimino, anzi qualche millesimo Sì. con questi kart. Penso che quel ragazzo potrebbe prendere qualche soldo in più se venisse pagato per ogni volta che sposta le gomme. Sì, esatto. Perché almeno l'ho visto 3-4 volte ogni gara, quindi sai, di sicuro qualche bonus potrebbe recuperarlo. Ah, forse anche di più di 3-4 volte, considerando che sono una media di 25 giri ogni gara. Effettivamente hai ragione. Con Mach 1 che è riuscito a passare Mattias 12 e Fadda che ha passato Giova, quindi Giova addirittura perde la posizione. E adesso è difficile che Giova arrivi in top 10, è tostissimo, è veramente tosta. Quindi forse gliel'ho anche buffata a questo punto a Giova, quindi mi dispiace Giova se stai guardando questa gara. Pensavo arrivassi in top 10, però adesso è dura, mancano 5 giri, anzi 6 scusate, non manca tantissimo ma tutto è ancora possibile, c'è anche da dire quello. Esatto. Con- Tanto lì davanti anche c'è un'altra lotta. Mhm. Che è la lotta tra Fadda e Finelli e TNT che invece si ritrova un po' più arretrato e stava facendo lo spettatore, si gira, dovrebbe essersi girato Finelli se non vado errato. Credo di sì. O Fadda o Finelli, adesso vedremo dalla classifica quando si aggiornerà. Credo sia Fadda. Sì, anche io sono abbastanza sicuro che sia Fadda, però adesso vedremo la classifica si aggiornerà, poi adesso vedi che abbiamo sbagliato. Ed era Finelli, però vediamo, adesso stanno arrivando adesso al rettilineo finale e infatti era... Non è no, nessuno. No, in realtà la classifica non è cambiata da quello che vedo, quindi sì, perché TNT tecnicamente è 14esimo ora, quindi non è aggiornata la classifica questo giro, tecnicamente. Almeno secondo me è così, perché TNT ha la telecamera, quindi mi sembra strano che sia ancora in 15ª posizione quando si è Esatto, girato quindi. un pilota davanti a lui. Però vediamo. Con Inuyasha che si è proprio distanziato e 2 curve avanti rispetto al secondo e al terzo, quindi deve solo girare con tranquillità, non forzare troppo e può portarsi a casa la gara senza problemi. Sì, esatto, ecco, Giova adesso si è Era aggiornata la Fadda, classifica. era Sì, Fadda, era Fadda. avevi ragione, perfetto. Una volta tanto, dai. No, non si metta giù di morale da solo, dai. Comunque, ottima gara per ora. Mancano 3 giri, quindi siamo quasi giunti alla fine di questa meravigliosa giornata. Esatto. Che poi diciamo ottima gara per ora, ma in realtà ottima gara da tutta la gara, perché davvero ci stanno facendo vedere un bello spettacolo tutti i piloti. Sì, e oltretutto ci sorprendono perché noi ci rilassiamo dopo un po' che
vi parliamo e commentiamo la gara, ci rilassiamo e succedono gli incidenti oppure i sorpassi e noi non li vediamo. Esatto, poi Giustamente. improvvisamente si gira uno e ci casiamo subito. Comunque, Esatto. 2 giri alla fine, Inuyasha tranquillissimo in prima posizione, Happy Today e Pietro invece sono ancora in lotta, seconda e terza posizione. Vedremo se si gireranno entrambi e passerà Fonti davanti, non penso, comunque si gireranno entrambi, ma un tentativo d'attacco potrebbe arrivare da parte di Pietro. Potrebbe, vedremo, vedremo. Mancano 2 giri, attualmente forse uno. Sì, sì, Ora, ecco qua un giro alla fine con Inuyasha che è davanti ancora a tutti. Happy Today e Pietro non cambiano di posizione. Pontiale 17 rimangono uguali. Poi a seguire adesso apparirà in classifica, mi sembra Vadalmaz, anzi Albi che ha passato Vadalmaz. Quelli qua che arrivano. Beggo che ha perso la posizione su Mach 1. Decimo Mattias 12, undicesimo Censo, Finelli, Giova, Tienetti ed effettivamente è finita la gara con in ultima posizione che si è girato Fadda. Quindi adesso esatto. fine di gara Gold 1, andiamo giusto a rivedere la classifica finale per concludere in bellezza questa fantastica giornata insieme ai piloti degli amici del kart di Veneto e insieme a noi. Adesso andiamo subito a prendere la classifica. Eccola qua con Inuyasha che vince la gara e oltre ai punti della gara che sono ben 20 si porta a casa 2 punti, uno della pole e uno del best lap. Secondo Happy Today che ha cercato in tutti i modi di battere Inuyasha ma non riesce. Terzo Pietro, in quarta Fonti, quinta Ale 17, sesta Albi, settimo Vado al Maz, ottavo Mach 1, nono Veggo, decimo Mattias 12, undicesimo Censo, dodicesimo Finelli, tredicesimo Giova, quattordicesimo Tienetti, quindicesimo Fadda. Quindi, davvero, per oggi direi che è tutto. Gare veramente divertenti, tutte molto divertenti. Diciamo che le mie preferite alla fine rimangono la Bronzo 3 e la Gold 1, che a questo punto potremmo dire che hanno iniziato in bellezza e chiuso in bellezza, potremmo dirla anche Esatto. così. Però davvero, tutte gare molto divertenti, lotte da parte di tutta la griglia. Devo dire che in molte gare ho visto più lotte nelle retrovie, quindi piloti nelle retrovie che hanno fatto vedere delle lotte spettacolari, devo essere sincero. Quindi complimenti davvero a tutti i piloti che ci hanno fatto divertire dall'inizio alla fine. Grandi complimentoni, quindi non vediamo l'ora di vederci per il prossimo appuntamento che da quanto ho potuto vedere sarà a Lignano, GP5 Lignano Circuit, domenica 20 giugno. Vi auguriamo una buona serata da tutto il team di Amici Kart Veneto, da noi di RT, quindi da me, Tommaso Maffei, e dal mio co-commentatore Daniele Gianfagna. Buona serata a tutti. Buona serata!